Buongiorno e ben ritrovati, la prima edizione anche oggi. Ringrazio Tony Pole e Francesco Ceron in regia. Fino alle 14:30 staremo insieme per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio, come sempre aggiornandovi sulla situazione del Covid, ma non solo, c'è anche la politica, la cronaca in primo piano, l'economia. Allora, in attesa di come sempre aggiornarvi sulla situazione dei contagi e dei ricoveri, il bollettino dell'azienda Zero non è ancora arrivato. Vi ricordo insomma il dilagare del contagio di Covid nelle scuole, un problema che sta attanagliando le classi e le scuole in tutto il Veneto in questo momento. Peraltro ieri l'Istituto Zooprofilattico ha diffuso la percentuale di variante Omicron all'interno dei contagi del Veneto, e ormai è in maggioranza Omicron in Veneto, un 66,6% tra i contagi della nostra regione è un contagio della variante Omicron in media, con la punta dell'83% a Belluno, mentre il 50% a Treviso. Sono i due punti, diciamo, il minimo e il massimo registrato nella nostra regione. E di qualche ora fa la notizia che c'è un bimbo neonato di appena 16 giorni che è ricoverato all'ospedale di Sant'Orso, quindi siamo nell'ULSS 7 Pedemontana, un bambino con la polmonite ed assistito con l'ossigeno ad alti flussi. Le sue condizioni fortunatamente sono migliorate rispetto a qualche giorno fa, anche se restano ancora serie. Un bimbo che è stato contagiato dalla madre non vaccinata. Dunque i bimbi, la fascia dei bimbi anche dei 5-11 anni, ed è una corsa al vaccino in questo periodo. È un weekend dedicato agli Open Days per le vaccinazioni pediatriche di questa fascia, in particolare in tutte le ULSS del Veneto. Allora noi ci colleghiamo subito con la nostra Lina Paronetto, che insieme a Simone Merlo si trova in uno di questi Open Day nella Marca, in questo caso al Cafoncello di Treviso. Lina. Buongiorno Nicola, sì, siamo nella sala convegni dell'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è stato organizzato questo Open Day, come ben dicevi tu, per i bambini della fascia 5-11 anni. Credo davvero che ci sia una partecipazione che va oltre le aspettative, nel senso che noi siamo entrati in ospedale. Per chi conosce il Cafoncello, insomma, diciamo che il corridoio che va dall'atrio verso la sala convegni era tutto pieno. Dopo, se ci riavvicineremo con Simone alla porta, ve lo mostreremo. Si sta facendo entrare i genitori con i bimbi un po' alla volta, scaglionati. Naturalmente c'è una lunga coda, anche perché sappiamo che insomma, la vaccinazione, sia l'anamnesi che la vaccinazione dei più piccoli, richiede un pochino di più tempo, e ci sta. Ci sono moltissimi genitori che oggi hanno scelto qui al Cafoncello di venire a vaccinare i bimbi, anche perché oggi c'era l'opportunità non solo dell'accesso libero, quindi senza prenotazione, ma anche di avere gli operatori, dopo li vedremo, di giocare in corsia, che intrattengono un pochino i bambini e magari aiutano a smussare quel po' di tensione che c'è. Qui si stanno proprio vaccinando i bambini. Qua dietro a noi vediamo una delle postazioni che ha, insomma, tutto il materiale. Vediamo anche, no, gli attestati di coraggio che vengono consegnati poi ai più piccoli, così come riconoscimento del loro coraggio davanti, di fronte a infermieri e dottori. Adesso chiedo a Simone di spostarci un pochino. Noi cercheremo anche di intercettare il direttore generale, il dottor Benazzi, che sta facendo l'anamnesi insieme ad altri medici dei più piccoli. Vediamo se riusciamo a strappargli. Vieni Simone al volo. Direttore, siamo in diretta, dopo la lasciamo libera perché vediamo tanta gente oggi. Ve l'aspettavate? Non così tanta, no, però siamo felici, perché questo vuol dire che alla fine le persone, i genitori, che ringrazio, si sono resi conto che il vaccino è fondamentale per proteggere i propri figli e proteggere ovviamente anche loro stessi. Quindi questo è un ottimo risultato, speriamo continui, perché era proprio la fascia 5-11 quella dove avevamo difficoltà a trovare persone. Ecco, un'altra cosa al volo: abbiamo visto i dati delle scuole lievitare in maniera spropositata in questi giorni. Sì, assolutamente sì, e proprio la vaccinazione ci aiuterà a frenare questi aumenti che sono esponenziali. Ci scusiamo con gli utenti, ci stiamo organizzando per evitare ovviamente le code ai Covid point dove si fanno i tamponi. Speriamo che il CTS nazionale ci porti nella condizione di valutare e fare i tamponi solo ai positivi con sintomi.
Senta, questi bambini sono coraggiosi? Questi bambini sono stracoraggiosi, fino ad ora non ha pianto nessuno, sono bravissimi e soprattutto abbiamo genitori motivati a fare la vaccinazione. La lasciamo al suo lavoro perché vediamo una lunga coda, direttore, grazie infinite. Noi continuiamo, vediamo, c'è una mamma che ci ha dato poco fa, scusa Simone, la sua disponibilità a dirci qualcosina. Eccoci qua. Signora, siamo in diretta, buongiorno intanto, grazie per la sua disponibilità. Allora, un secondo che siamo in diretta, mi scusi, ha portato la sua bimba, la seconda mi ha detto, a vaccinare. Oggi quanti anni ha? La piccola ha 6 anni, la prima ha 11 anni, ha già fatto la sua prima dose vaccinale. Sì, è un dovere da parte di ogni genitore, è un dovere veramente molto importante da parte dei genitori nei confronti dei loro figli, e anche come consigliere comunale del comune di Spresiano mi sembra giusto che a livello anche istituzionale si dia un segnale ai cittadini stessi. Se non lo facciamo noi come istituzione a dare l'esempio, insomma, è veramente il minimo che lo facciamo prima di tutto noi. Ecco, questo lo scopriamo in diretta che è consigliere comunale, non lo sapevamo, possiamo chiedere il suo nome e cognome? Claudia Genovese. Ecco, per cui insomma è venuta convinta a fare questo vaccino alla più piccola? Assolutamente convinta, perché in questo momento è l'unico modo per tenere liberi i reparti di intensiva, soprattutto per chi ne ha realmente bisogno, anche per cose diverse dal Covid. Perché quello che si dimentica è proprio questo, che la terapia intensiva è necessaria per tante altre cose diverse dal Covid. Grazie mille, è stata gentilissima. Allora, abbiamo sentito questa mamma, perché poi il ruolo istituzionale è una cosa, essere mamma e portare, insomma, avere fiducia e portare qui i bambini anche piccoli, che sono il principale tesoro di tutti noi, non è facile, no? Bisogna insomma farsi... Non si fa certamente a cuor leggero. Chi pensa che chi fa vaccinare i propri figli lo faccia a cuor leggero è veramente molto... si sbaglia veramente di grosso, perché ogni genitore fa delle scelte nei confronti dei loro figli e mai a cuor leggero, mai, per se stessi e per la propria famiglia. Grazie infinite, ed è proprio vero. Adesso vediamo se riusciamo ad arrivare vicino alla porta dove dovremo trovare il signor Roberto Michelon, che è responsabile di giocare in corsia, e che oggi invece che giocare in corsia sta facendo un po' lo smistatore di persone, di ragazzi, di famiglie qui all'ingresso. Scusateci, buongiorno. Eccolo qua il signor Roberto, al cui al volo in questa situazione insomma abbastanza ricca di gente oggi chiediamo la vostra motivazione, l'essere qua, quanto importante è? Allora, la motivazione è semplicemente per fare che anche questo momento così impegnativo per la famiglia possa diventare un momento di gioco e possa diventare soprattutto di dare un po' di tranquillità ai bambini che stanno entrando. Ovviamente noi siamo stati presenti in tutti i giorni di vaccinazione al Cafoncello, posso dire di aver visto passare 3.000 bambini, alcuni timorosi, altri no. Ovviamente poi l'accoglienza sia degli operatori sanitari e nostra, e dei disegni e dei cartoni, ha consentito che tutto questo si svolgesse in una maniera, diciamo, in una normalità, con un po' di normalità e di gioco. Ecco, penso che questo è il ruolo di giocare in corsia che svolgiamo da tanti anni qui al Cafoncello in pediatria. Senta, qual è il segreto per alleggerire la tensione nei bambini? Il segreto per alleggerire è di usare gli strumenti che fanno parte del bambino, il gioco, il divertimento, anche la distrazione nel momento della puntura, che è, diciamo, il momento più faticoso. Ovviamente noi applichiamo una metodologia così di distrazione, chiedendo il nome, chiedendo gli anni, offrendo delle volte anche delle caramelle nei momenti più difficili, però diciamo che tutto si svolge con una grandissima tranquillità. Gli infermieri sono bravissimi, il personale medico è straordinario, di conseguenza noi collaboriamo in sinergia con loro e penso che riusciamo a fare un buon risultato. Sentiamo che i bambini non piangono, qualcuno piange ovviamente, ma ci sta, insomma, delle volte hanno troppa ansia, magari anche data dai genitori che vivono e trasmettono un po' di ansia, però insomma sono anch'io genitore e so che le cose funzionano anche così. Ecco. Grazie mille e grazie per il vostro lavoro. Grazie a voi. Grazie e buon proseguimento, perché vediamo che la coda è bella lunga ancora, ma insomma era l'obiettivo che si voleva raggiungere. Esatto, bambini vaccinatevi. Ecco, Grazie, grazie ancora.
Ecco Nicola, dimmi tu se hai qualche curiosità da studio, poi allora naturalmente il direttore Benazzi, che adesso è impegnato nell'anamnesi, ci ha detto che intorno alle 12:30 ci farà un po' il punto anche della giornata, perché purtroppo anche qui si va avanti con i numeri. Prima accennavi alla variante Omicron, sappiamo che in provincia di Treviso la variante è presente al 50% dei casi, è la provincia che ha la percentuale più bassa. Questo non vuol dire naturalmente abbassare la guardia, non vuol dire che tra una settimana invece questi numeri vengano stravolti. Faremo il punto con lui su questo, sulla situazione delle scuole e soprattutto sui Covid point per i tamponi che abbiamo sentito già menzionare dal direttore, perché è una situazione ancora molto problematica, e daremo conto naturalmente, faremo sentire altre voci nel telegiornale di questa sera su questa giornata in cui vediamo davvero tanti genitori e tanti bambini anche piccoli che sono venuti qui per fare la loro parte. Dimmi se hai domande e curiosità da studio, Nicola. Solo una cosa, Lina, non è il primo Vax Day pediatrico che racconti, sei stato, se non erro, se la memoria non mi inganna, il primo che c'è stato nella Marca. Allora, dal tuo punto di vista, noti qualcosa di diverso adesso che la vaccinazione pediatrica è iniziata, insomma, anche con un buon ritmo? Vedi qualcosa di diverso, qualcosa è cambiato tra le mamme nell'atmosfera? Credo sicuramente che la riapertura delle scuole abbia dato una spinta enorme. Abbiamo visto numeri moltiplicarsi in una maniera che non conoscevamo prima, no? Tempo 3 giorni, oltre 600 classi in quarantena. Tutti stanno toccando con mano questo Covid, tutti si sentono ormai accerchiati, vicini, sfiorati in tantissime circostanze. Qui ci sono bambini che non vanno a scuola, fanno sport, vivono in famiglia, hanno la loro vita anche loro. Ecco, sicuramente i genitori sono motivati a cercare di salvaguardare la normalità che ancora riusciamo a garantire in questo momento a questi bambini, e poi senza dubbio anche il moltiplicarsi negli ospedali delle conseguenze che purtroppo il Covid ha se colpisce i bambini, perché abbiamo sempre sentito dire, detto che vengono colpiti diciamo in percentuale minore rispetto ai grandi, però ci sono dei casi significativi di bambini che stanno male, delle conseguenze anche sul lungo periodo, quindi sicuramente i genitori sono motivati in questo, salvaguardare i loro bambini, salvaguardare la loro normalità e la normalità dei loro amici, dei loro compagni e delle famiglie che gli stanno attorno. Grazie, allora, grazie davvero a Lina Paronetto e anche a Simone Merlo, e questa sera dunque ci racconterete questa giornata, questa mattinata particolare alla Cafoncello. Grazie e buon lavoro. C'è poi l'altro versante, l'altro fronte che stiamo raccontando in questi giorni, quello dei Novax, gli irriducibili. Peraltro oggi alle 14:30 è previsto a Roma una nuova manifestazione di Novax No Green Pass, in questo caso la nuova parola d'ordine no all'obbligo vaccinale. In piazza San Giovanni alle 14:30 c'è il timore di problemi di ordine pubblico, e quindi staremo a vedere poi se nuovamente ci saranno gli stessi problemi, speriamo non così gravi come lo ricorderete quando ci fu l'assalto a Roma alla sede della CGIL, che portò poi anche a degli arresti. Il fronte dei Novax, prima di collegarci con il prossimo ospite, il fronte dei Novax purtroppo è anche quello di chi o si rifiuta di essere ricoverato in ospedale, oppure ricoverato in area medica si rifiuta poi di passare in terapia intensiva e poi perde la vita. Lo ha raccontato ieri le primarie della terapia intensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto ai microfoni di Christian Arboit. Allora, questo ennesimo capitolo dei Novax nel prossimo servizio. In questo caso c'è stato ben poco da poter fare, perché il paziente era assolutamente convinto non solo di potercela fare, ma soprattutto del fatto che il ricovero in rianimazione per lui sarebbe stato a esito infausto. Era un convinto Novax, il 60enne che all'ospedale di Vittorio Veneto si è lasciato morire di Covid, rifiutando le cure fino all'ultimo. Inutili tentativi di convincimento
l'aiuto degli operatori sanitari ancora amareggiati per quella vita che si poteva salvare. È una storia che ha dato a tutti quanti una profonda frustrazione, sia da parte del personale medico del reparto di medicina dove questo paziente era ricoverato, sia in noi stessi. Questa è la storia più estrema di una quarta ondata che ha portato solo nella terapia intensiva vittoriese 38 pazienti. Di questi soltanto uno aveva completato il ciclo di immunizzazione. La maggior parte quindi sono stati e continuano a essere soggetti da vaccinare, sempre più spesso Novax intransigenti che si ravvedono solo di fronte al fatidico bivio. Per fortuna la maggior parte dei pazienti alla fine riusciamo a convincerla, perché ovviamente non c'è dalla parte nostra nessuna forma di paternalismo. Qualcuno, dopo essere stato salvato, torna in reparto per ringraziare, altri restano della loro idea. Alcuni pazienti hanno comunque perseverato nella loro idea che il trattamento, che pur avendolo accettato, fosse stato, diciamo, eccessivo, chiamiamolo così. Grassetto e i suoi però non si perdono d'animo, nessun paziente, nemmeno i più refrattari, va lasciato indietro, ma è in questa ondata che il peso delle fake news diventa un macigno. Lo stesso primario cita la legge di Brandolini. La quantità di energia necessaria a confutare una sciocchezza è di un ordine di grandezza superiore a quella necessaria per produrla. Quindi lo sforzo in questi giorni, in questi mesi, è proprio quello di far capire alle persone che noi non possiamo che ragionare sulla base del metodo scientifico e non su teorie strampalate o peggio complottistiche. Torneremo a parlare di Covid fra poco, c'è però un'altra notizia, un evento insomma che oggi vede nella Marca Trevigiana due comunità unite in un lutto. Parliamo della morte del 5 gennaio scorso di Andrea Soligo, il 25enne elettricista di Vedelago, prima vittima del lavoro in Veneto in questo 2022. Siamo collegati con il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta. Buongiorno sindaco. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, oggi alle 15, quindi fra meno di 3 ore, a Cairano di San Marco, perché la famiglia originaria del Cairano di San Marco, i funerali del ragazzo, questa morte di questo giovane papà, 2 figli piccoli, ha scosso davvero tutti in questi giorni, ha riportato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, in primo piano il dramma delle morti sul lavoro. Come avete vissuto questi giorni, queste settimane tra Vedelago e Cairano, due comunità unite in questo lutto? Beh, sicuramente stiamo parlando di una tragedia immensa. Ho anche detto che si tratta di una doppia tragedia, perché stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, di soli 25 anni, e anche di un giovane padre con 2 bambini davvero piccoli. Quindi chiaramente l'intera comunità sia di Vedelago che di Cairano San Marco si sono davvero molto scosse e hanno voluto dimostrare di essere vicino alle famiglie, tant'è che stanno portando avanti diverse iniziative. Non nego che molte sono state le telefonate non solo dalle nostre comunità, ma addirittura sono arrivate telefonate anche da Roma di persone che volevano esprimere la loro solidarietà e quindi chiedevano la possibilità di fare dei piccoli versamenti sul conto corrente. Ecco che quindi con il sindaco Gianni Precoma di Cairano San Marco ci siamo sentiti e grazie alla disponibilità della Proloco di Cairano abbiamo attivato questo conto corrente dedicato alla raccolta fondi. Ecco, allora chiedo alla regia, Tony Polle e Francesco Cerollo, vediamo proprio la schermata della pagina Facebook di questa iniziativa, così poi chi volesse può segnarsi il numero di conto corrente con l'IBAN. Ecco qui, quindi questa è una iniziativa per aiutare la famiglia di Andrea. Sì, senza ombra di dubbio vogliamo dimostrare di essere vicini a Giorgia, quindi alla moglie e ai suoi bambini, e di non lasciarli soli, non
solo adesso, nel momento appunto fresco del fatto, ma anche nel tempo. Tant'è che abbiamo attivato chiaramente i nostri servizi sociali e nei prossimi giorni insomma ci saranno dei colloqui per supportare la famiglia laddove ce ne fosse la necessità. Ecco, allora chiedo alla regia se si può mettere in onda così lasciamo il tempo alle persone eventualmente di segnare il l'IBAN, se è possibile, così eccolo qua, perfetto. Poi vediamo anche un'altra iniziativa che si terrà domenica prossima. In questi giorni lei è riuscita a parlare con la famiglia, con la moglie Giorgia Nicola di Andrea? Non ancora, non ci siamo ancora parlate per tutta una serie di motivi di disponibilità, e ci si incontrerà subito dopo appunto i funerali. Ci siamo accordate un po' così e quindi dopo i funerali noi ci si incontrerà, riusciremo a fissare un incontro e parleremo un po'. Ecco, dicevo, c'è un'altra iniziativa, la faccio vedere qui, eccolo qui, il 23 di gennaio presso la sede della Proloco di Carano San Marco ci sarà questa specie di ritrovo sempre con fondi da devolvere alla famiglia, e questo è invece il 23 di gennaio, è così? Sì, è così. Il sindaco ieri mi ha fatto sapere di queste iniziative, la famiglia era originaria di Carano San Marco e tutta la comunità si è subito mossa, e quindi hanno attivato questa possibilità di ordinare, di prenotare uno spiedo con contorno, chiaramente da asporto visto il momento. Lo avevano già fatto in un'altra occasione e quindi sono già ben organizzati, e quindi ringraziamo sicuramente tutti i volontari, tutti coloro che stanno dimostrando la loro vicinanza, perché chiaramente questo è un momento importante, ma è importante anche non lasciare la famiglia da sola anche nei prossimi giorni, nei prossimi tempi, quando i bambini avranno anche bisogno di incominciare a frequentare tutti i servizi come tutti gli altri bambini. Diceva che anche telefonate da fuori regione, così? Sì, la cosa, chiamiamola pure curiosa, anche se tanto curiosa magari non è che è arrivata addirittura una telefonata proprio da Roma. Un signore ha chiamato ai nostri centralino e ha parlato quindi poi con la nostra segreteria e chiedeva proprio la possibilità di poter effettuare un versamento, perché questa storia, purtroppo questa tragedia l'ha profondamente toccato e voleva dare anche lui il suo contributo. Questa è la telefonata più lontana che è giunta a Vedelago, però non nego che sono arrivate chiamate da Treviso, da Padova, sono arrivate anche da Vicenza, insomma tante persone che volevano dimostrare la loro vicinanza. Non tanto da sindaco quanto da esponente politico le chiedo, questa piaga come si può davvero chiudere, risolvere, se mai si risolverà, ma quantomeno arginare? Guardi, io non ho apprezzato in modo particolare gli interventi del mondo della politica in questi frangenti. Di queste cose se ne deve parlare non quando accadono, ma nei contesti giusti, quando c'è la possibilità di fare concretamente delle azioni. Adesso cerchiamo di rispettare il momento della famiglia e cerchiamo soprattutto di capire quali sono le cause. Ci sono le autorità che ci stanno lavorando, e quindi non facciamo questi stereotipi o usiamo luoghi comuni dove diciamo già di chi è la colpa o di chi non è la colpa. Qui stiamo parlando di una tragedia, ripeto, non mi piace approfittare di questi momenti per parlare di politica e di come poter risolvere una piaga che sicuramente ha caratterizzato anche il 2021, quindi abbiamo aperto il 5 di gennaio con una tragedia che aveva già chiuso un anno importante con numeri davvero alti. Di certo è un tema di cui vale la pena parlare nei tavoli politici, però magari preferirei farlo in un altro momento. Certo, quindi ovviamente insomma, tenendo separate insomma, il dramma contingente da quello che è un fenomeno, purtroppo da un problema. Grazie al sindaco di Vedelago Cristina Andretta, e quindi porti anche ovviamente il nostro cordoglio insomma, alla famiglia di Andrea nella mesta giornata di oggi, quando ci sarà il saluto insomma, al giovane papà morto. Grazie davvero, buon lavoro. Saluti a tutti. Grazie. Allora, un altro dramma ha scosso un po' il Veneto in queste ore, è un altro tipo di dramma, il dramma che riguarda la madre e la figlia, l'anziana madre e la figlia a Chioggia, l'abbiamo raccontato, trovate morte in casa, una vicenda che ha scosso la comunità di Chioggia, la figlia poco più che cinquantenne, colta probabilmente da un malore
dolore che muore in casa e la madre allettata e che aveva solo la figlia che si prendeva cura di lei che poi muore di stenti. Abbiamo raccontato anche un po' il dolore della comunità, anche le spiegazioni del sindaco ieri Mauro Armelau, che diceva purtroppo questa famiglia si era chiusa un po' in se stessa, questo nucleo familiare ridotto aveva rifiutato gli aiuti dei servizi sociali. È stata disposta un'autopsia, abbiamo detto già ieri che è fugata ogni ipotesi di una fuga di gas per la morte della figlia. Allora cerchiamo di capire se ci sono ulteriori novità, ma poi ci sono anche altre notizie di cronaca dal veneziano. Lo facciamo con Anna Maria Parisi e Sandro Ponche. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, sono collegata appunto qui da Mestre. Sentivo che hai ripercorso con le immagini di Paola Barbato quanto accaduto purtroppo nelle scorse ore a Chioggia, il dramma della solitudine. Hai detto bene, ancora si attende naturalmente quello che sarà l'esito dell'autopsia sui due corpi, quello della madre e della figlia, per capire che cosa sia effettivamente accaduto. La certezza è che prima ha perso la vita la figlia, sembra in seguito ad una caduta, visto che aveva ferite molto grosse ed evidenti con un taglio sulla fronte del viso in seguito appunto ad una caduta. E poi la madre, come sappiamo bene, allettata e morta a diverse ore, giorni sembra, di distanza dalla figlia. È una storia molto tragica per questa famiglia che qualche anno prima soltanto aveva visto un'altra perdita importante, quella dell'altra figlia, la sorella della cinquantenne deceduta, il cui corpo è stato ritrovato deceduto l'altro giorno, morta anch'essa in condizioni molto particolari, sembra addirittura di stenti, e comunque una famiglia che i servizi sociali del comune seguivano da tempo, avrebbero voluto seguire con maggior attenzione, ma che comunque Nicola, evidentemente anche, non so, quello stato di dignità personale o pudore, pudicizia non sempre ti porta ad accettare la mano di chi te la tende. Non so se tu dall'ANSA hai qualche aggiornamento in più nel frattempo, Nicola. Aggiornamenti, chiaramente poi l'autopsia servirà a capire la causa effettiva della morte sia della figlia che della madre, e poi anche quanto sono purtroppo rimaste senza vita quei corpi in quell'appartamento di Isola Saloni, il quartiere di Isola Saloni di Chioggia. Da Chioggia, allora facciamo così, vediamo le parole ecco, faccio sentire le parole del sindaco Mauro Armelau raccolte ieri, poi torniamo da te perché c'è un'altra notizia di cronaca che riguarda Chioggia, ma di tutt'altro tenore. Allora sentiamo il sindaco Armelau. Ovviamente sono notizie che scuotono, ecco, la nostra città. Io adesso farò delle verifiche chiaramente con i servizi comunali, con i servizi sociali. Non conoscevo queste due signore, almeno così dai nomi mi sembra di non conoscerle, però sembra quasi che sia una situazione anche di solitudine, ecco. Poi io non voglio entrare nel merito, chiaramente io esprimo le condoglianze alla famiglia, ai familiari. Sconcerto e incredulità a Chioggia per la morte di Nadia e Barbara, una morte difficile da capire perché da tempo il disagio sociale della famiglia in questione è stato più volte sottoposto all'attenzione dei servizi sociali a partire dal 2017, anche grazie a segnalazioni anonime. A confermarlo anche l'assessore alle politiche sociali Sandro Marangona. Madre e figlia però avevano rifiutato ogni aiuto. L'unico sostentamento era la pensione dell'anziana 89enne, visto che Barbara non lavorava da diverso tempo. Per il sindaco avvenimenti di questa portata non dovrebbero mai accadere. Io invito sempre tutti i cittadini che, qualora ci siano delle problematiche familiari, di rivolgersi comunque ai servizi sociali, perché le situazioni devono essere a conoscenza tanto più dell'amministrazione comunale, ma comunque dei servizi sociali che lavorano proprio per risolvere delle problematiche che possono iniziare all'interno di ogni famiglia. Familiari e conoscenti, anche i vicini di casa, sono chiamati ad intervenire in situazioni di famiglie o di persone in difficoltà di cui sono a conoscenza.
I servizi sociali del comune si erano anche attivati. Ovviamente allertati i servizi sociali si attivano per capire quali sono le problematiche e poi per intervenire nel migliore dei modi, insomma. Però sembra che qualche difficoltà di dialogo tra servizi sociali e la famiglia ci sia stato, ecco. Quindi andremo a fare comunque verificare queste situazioni che sono comunque spiacevoli, ecco, che rattristano la nostra città e la nostra comunità. Ecco, Anna, torno da te e da Paola Barbato. C'è un'altra notizia che invece riguarda sempre Chioggia, di un motopeschereccio che è stato recuperato perché era affondato, è così? Sì, esatto, veramente è stato affondato questo motopeschereccio e non se ne conoscono ancora le ragioni. Naturalmente stanno indagando anche su questo gli inquirenti, ma dalla perlustrazione è emersa un'altra peculiarità, purtroppo una macchia di idrocarburi sulla superficie dell'acqua, della laguna, proveniente proprio dal serbatoio del motopeschereccio. Adesso sta indagando la Guardia di Finanza, i Paschi Verdi, che si sono quindi adoperati per circoscrivere la macchia e porre in essere quanto previsto dalla normativa vigente. Cioè che cosa, Nicola? Naturalmente il sequestro del motopeschereccio e il fermo anche di chi era alla guida questa mattina di questa barca. Adesso è tutto in divenire, così come facendo un passo indietro per quanto attiene al fatto della solitudine con la madre e la figlia decedute, sembra da una decina di giorni, tutto in itinere. Stiamo aspettando che cosa deciderà l'esito dell'autopsia. Adesso, se permetti, se non hai altre domande su questo argomento, volevo dirti dove ci troviamo adesso, facendo proprio un salto pindarico, Nicola, alleggerendo anche un po' questo clima così abbastanza di tensione, un po' concitato visti i due avvenimenti. Ci troviamo a Mestre, al Parco Albanese del quartiere Bissuola Carpenede, e siamo in quello che è il nuovo mercato dei produttori agricoli del territorio, il farmer market, parlando in inglese, il mercato insomma dei produttori. È stato inaugurato questa mattina, sono ben 16 le bancarelle dei produttori e potrebbero arrivare nei prossimi giorni anche a 20, e questo perché dalle 8 del mattino fino alle 12:30 sarà sempre aperto, da oggi sabato e così per ogni sabato del mese. È stato inaugurato perché il Consiglio Comunale ha ottenuto ha approvato una delibera che permette ai produttori di vendere direttamente i loro prodotti di qualità, se mi permetti, al pubblico. E quindi da una parte permette al cittadino di consolidare il rapporto con il territorio, visto che questo, tra l'altro, spiazzo che siamo vicino al Teatro del Parco, era stato proprio concepito già 30 anni fa, Nicola, perché venisse allestito un mercato, e abbiamo atteso tutto questo tempo, e sia per permettere questa economia circolare che vede appunto questa vendita diretta dei produttori direttamente sul posto. Adesso si stanno preparando per chiudere tutte le bancarelle, però prima era bellissima perché qui vedevi proprio la coda di gente per comprare il pane fresco. Il pane era veramente molto profumato e morbido e veramente invitava, vista anche l'ora, all'acquisto. Tantissimi chioschi, soprattutto dell'ortofrutta, hanno finito tutti i prodotti dalle loro ceste nell'arco di appena un paio d'ore. A dimostrazione, Nicola, che la gente ha voglia comunque di uscire, stare fuori, ritrovarsi, stare in compagnia, e anche dei prodotti di qualità. Purtroppo sono emerse un po' di preoccupazioni per quanto riguarda appunto, come sappiamo, anche... Esatto, per quanto riguarda insomma la tenuta del settore, visti gli aumenti delle bollette, delle materie prime, non soltanto, ma ne parleremo magari più tardi. Sabato prossimo, sempre qui, il mercato si ripeterà, con delle novità, forse riguardanti anche, se il tempo lo permetterà, la fattoria didattica.
Se hai Benissimo. domande da studio, Nicola, se no ti restituisco la linea. Grazie. Allora ci parlerai anche di questo, insomma, nel corso del telegiornale di Venezia. Grazie a te, grazie a Paola Barbato. Arrivederci. Grazie. Allora, noi andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo a parlare di Covid perché abbiamo sentito il direttore Benazzi in diretta con Elina Paronetto al Vax Day, all'Open Day pediatrico al Cafoncello, ovviamente i piani delle ULSS, perché il problema non è solo della marca, per evitare le code ai tamponi, c'è il piano anche dell'ULSS 3 per evitare le code, scusate, ai tamponi. Lo vedremo subito dopo la pubblicità e quindi un break brevissimo e poi di nuovo in diretta. Mai più code infinite per il tampone. L'ULSS Serenissima ha presentato il piano di riorganizzazione e potenziamento dei punti tampone, affiancando all'attività delle strutture pubbliche nuovi centri con il supporto dei privati, all'insegna di un decentramento territoriale che tenga conto delle caratteristiche del territorio, a partire da Venezia. Con l'autorità portuale abbiamo identificato un locale che attualmente purtroppo è in disuso perché era il luogo dove venivano fatti i check-in sulle grandi navi nella zona delle zattere e lì essendo vuoto, però le caratteristiche ci sono, andremo a fare i tamponi. È vicino alla zona dove oggi li stiamo facendo, cioè il Giustinian, e quindi ci sono delle linee di vaporetti che portano gli attonaggi. Il terminal della stazione marittima si candida ad essere sul fronte tamponi una sorta di corrispettivo del Palexpo di Marghera in Laguna, affiancato dal Fate Bene Fratelli e dai punti dell'ULSS a Piazzale Roma e in Piazza San Marco, 3 punti tamponi anche a Lido e uno a Pellestrina. Novità anche a Mestre con 9 nuovi centri da Villa Salus al Policlinico San Marco per decongestionare Piazzale Giustinian. Oggi abbiamo messo a fianco al Giustinian una serie di altri luoghi, abbiamo decentrato la possibilità di fare il tampone sulla realtà di Mestre e questo vediamo nei prossimi giorni che risultato dà. Se dovesse succedere che i risultati non ci sono, troveremo altre soluzioni sulle quali stiamo già lavorando. In tutti i nuovi punti tampone si accederà solo su prenotazione. Nei vecchi ci sarà ancora una settimana di assestamento in cui sarà possibile presentarsi senza prenotazione. L'ultimo bollettino dell'ULSS Serenissima intanto segna 2.000 positivi su 15.000 tamponi, ma l'ospedalizzazione resta bassa grazie alla campagna vaccinale. Anche ieri abbiamo fatto oltre 7.000 vaccini. Oltre 200 bambini. Noi stiamo viaggiando per quanto riguarda la fascia più bassa, quindi 5-11 anni, stiamo viaggiando sull'ordine del 27% della popolazione vaccinata o prenotata. Vi leggo questo lancio di agenzia ANSA, il TAR annulla la circolare del Ministero sulla vigilante attesa, accolto il ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19. Il contenuto della nota ministeriale con la quale in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con l'infezione di SARS-CoV-2, insomma il Covid, si prevede una vigilante attesa e la somministrazione di FANS e paracetamolo, si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale. Così il TAR del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19. Il TAR annulla la circolare nella parte in cui prevede la vigilante attesa nei primi giorni della malattia e pone indicazioni di non utilizzo dei farmaci. Questa ulteriore novità che viene dal TAR con questo ricorso che viene accolto. Tutto questo mentre sappiamo c'è il Ministero della Salute che potrebbe accogliere la richiesta delle regioni di non calcolare tra i letti occupati dai pazienti Covid quelli di chi ha scoperto di essere positivo solo al momento di fare il tampone d'ingresso in ospedale dopo esserci arrivato da altre patologie. Una nota del Ministero è in fase di limatura su questo e verrà inviata nelle prossime ore alle regioni, anche se una bozza circola già. Questo potrebbe essere importante poi anche ai fini del calcolo delle cosiddette dei colori delle zone. Come sapete il Veneto resta in giallo ancora per la prossima settimana e anche se ovviamente i dati restano comunque importanti e c'è un arancione sempre dietro l'angolo, ma ancora per questa settimana
ancora per questa settimana. La prossima il Veneto resterà in giallo. Lasciamo per un attimo il Covid, ci torneremo fra poco per tornare alla cronaca. La cronaca perché da Padova il racconto dei 6 anni del delitto, di un delitto che continua a far parlare 6 anni dopo, quello di Isabella Noventa. 6 anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, veniva uccisa Isabella Noventa. Il corpo della segretaria di Albignasego non è mai stato ritrovato e ora, a 6 anni dal delitto e dopo la conferma della Cassazione a fine 2020 della condanna dei fratelli Deborah e Freddy Sorgato e della tabaccaia Manuela Cacco, lo Stato dovrebbe dichiarare la morte della donna. Il fratello Paolo Noventa, tramite il suo avvocato, ha confermato che ha presentato la domanda al giudice per dichiarare la morte e tra pochi mesi dovrebbe arrivare il documento di decesso avvenuto. Nel frattempo, in carcere, i fratelli Sorgato, condannati entrambi a 30 anni per omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere, non hanno mai mostrato pentimento e non hanno mai fatto ritrovare il corpo della povera Isabella. In un primo momento avevano detto che Isabella era morta a seguito di un gioco erotico finito male e di averla gettata nel Brenta, una versione che non ha mai trovato riscontro e che non ha mai convinto gli inquirenti. Durante le ricerche nel fiume era morto anche un sommozzatore della Polizia di Stato. L'unica a fare delle ammissioni sul delitto era stata Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, ex amante di Freddy, che nelle ore seguenti al delitto aveva anche indossato il giubbotto di Isabella ed era andata a passeggiare a Padova facendosi immortalare dalle telecamere cittadine per simulare un allontanamento volontario della segretaria di Albignasego. Dopo l'arresto avvenuto il 16 febbraio 2016, la Cacco confessò che Isabella invece era stata uccisa e colpita alla testa da Deborah Sorgato in casa di Freddy. E poi la tragedia che ha scosso Feltre nel pomeriggio di ieri. Rivediamo allora la tragedia del 52enne che è morto nel tentativo disperato di spegnere un incendio nella sua rimessa. Una morte assurda, quella di Ivan Gaio, 52 anni. Nel piccolo laboratorio di Via Fosse, a Feltre, dove il suocero faceva ancora qualche lavoretto di falegnameria e in cui riparava la sua autovettura, per cause ancora da definire sono divampate le fiamme. L'uomo è accorso per cercare di domare l'incendio, è entrato nello stabile pieno di fumo, dove sarebbe voluto entrare anche il suocero, lì presente, trattenuto invece all'esterno. È stato un incendio in un laboratorio di falegnameria, ma a livello dilettantistico hobbistico, nel quale è rimasto coinvolta una persona che, avvisata che c'erano le fiamme nel suo laboratorio, ha cercato di entrare evidentemente per vedere se poteva fare qualcosa, e però purtroppo non è riuscito ad uscirci da solo e quando siamo intervenuti ne abbiamo individuato il corpo. L'uomo, che lascia la moglie e 2 figli, è stato verosimilmente stordito e forse anche ucciso proprio dal densissimo fumo. La chiamata ai vigili del fuoco era arrivata poco dopo mezzogiorno, ma le squadre di Feltre stavano operando a Santa Giustina. Sono quindi intervenuti per primi i vigili del fuoco di Belluno e quelli di Montebelluna, oltre poi a quelli di Feltre. Sono stati impiegati una ventina di uomini, qui sono aggiunte le forze dell'ordine e una decina di mezzi. Purtroppo per Ivan Gaio non c'era più nulla da fare e tra chi è giunto sul luogo per portare le transenne richieste, come fosse un operaio qualunque, anche l'assessore comunale alla protezione civile. Non ci sono parole, ovviamente, quando si perde una vita umana c'è sempre qualcosa che non funziona. Ogni buon conto abbiamo cercato di fare tutto il possibile con le forze dell'ordine, adesso siamo qua a mettere in sicurezza la zona e non posso aggiungere altro. Insomma. Le persone che gravitano nello stabile di quello che era il mobilificio Samson del suocero e che ora ospita un'associazione, una palestra, un negozio, si sono immediatamente strette intorno alla moglie della vittima, colpita drammaticamente da una tragedia così assurda. L'economia adesso, c'è la rivolta delle imprese sul caro energia. Per Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e Aerovigo, l'impennata dei costi di luce e gas danneggia le imprese e riduce il reddito delle famiglie. Tali aumenti, pur di entità eccezionale e di difficile sostenibilità per un'impresa di qualsivoglia dimensione, osserva, seguono quelli già avvenuti che hanno inciso pesantemente sulle tasche di tutte le imprese, le quali hanno visto impennare il costo dell'energia praticamente
praticamente da un giorno all'altro. Per Zanon nessuna tipologia di impresa si salva da questa mannaia, tutte sono colpite proporzionalmente ai costi che sostengono, che pur nella diversità risultano insostenibili anche a breve tempo. C'è una nota anche di oggi della CGIA di Mestre con il caro energia che sta colpendo evidentemente di più le piccole e medie imprese, subiscono quindi, dice la CGIA di Mestre, un trattamento di sfavore rispetto alle grandi realtà produttive. Secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al primo semestre 2021, infatti, le piccole aziende pagano l'energia elettrica il 75,6% e il gas addirittura il 133,5% in più delle grandi imprese. Questo differenziale a scapito dei piccoli colpisce anche le realtà di pari dimensioni presenti nel resto d'Europa. Nel Veneto, dove le piccole e medie imprese sono la maggioranza, la situazione è ancora più drammatica, tanto che, rileva la CGIA di Mestre, in questa prima settimana di rientro dopo le vacanze natalizie, ad esempio, molte di queste piccole e medie imprese hanno deciso di introdurre o di potenziare il turno di notte per poter abbattere i costi energetici. Pertanto, tra assenze legate al Covid e la necessità di rimodulare il ciclo produttivo per tagliare il costo delle bollette, non sono poche le attività che hanno organici ridotti all'osso e grosse difficoltà a garantire processi produttivi efficienti. Questo è un nodo cruciale, con le piccole aziende, come vedete, costrette a lavorare anche di notte per poter abbattere i costi dell'energia. Ne parleremo più tardi, quando avremo i nostri ospiti politici. Peraltro c'è tutto un tema della politica che riguarda ovviamente la corsa al Quirinale, però restando in tema economico, torniamo a parlare delle parole di Alessandro Benetton alla guida di Edizione ormai da pochi giorni, da 2 giorni, la nomina 2 giorni fa. Ieri le prime parole. Ha affidato il suo primo commento alla guida di Edizione, la holding di famiglia, a YouTube, con un messaggio anche particolare e nel quale, pur con eleganza, non ha mancato di sottolineare la discontinuità e gli errori del passato. Sono parole che hanno fatto discutere e stanno facendo discutere in questo momento. Sentiamo allora cosa ha detto Alessandro Benetton. Sto per affrontare la sfida più grande della mia vita. Ieri l'assemblea di Edizione mi ha designato presidente del gruppo, una realtà enorme legata a doppio filo con la storia della mia famiglia, che in passato ha saputo innovare ed essere all'avanguardia in tantissimi campi. La domanda che potreste farmi è: tu dov'eri prima di oggi? Lo sapete, il mio lavoro è un altro, mi occupo da 30 anni di 21 Invest. Quelli di voi che mi seguono da più tempo, tra l'altro, sanno quanto io fossi contrario ad alcune cose rispetto al business di famiglia, tanto da dare anche le dimissioni come presidente della Benetton dopo un breve periodo di carica. Perché lo faccio? Perché voglio accettare questa nomina. So bene che in questo periodo a tanti il cognome Benetton non piace. Sono stati fatti degli errori e alcuni molto gravi. E non sto parlando solo del ponte Morandi. Quella è una tragica conseguenza che peserà per sempre. Gli errori sono stati fatti prima, quando si è scelto di dare troppe deleghe alle persone sbagliate. Per questo siamo qui oggi a parlare della mia carica come presidente, perché oggi ho visto un'occasione di discontinuità, per reinterpretare l'approccio industriale che ci ha caratterizzato come famiglia nel tempo, perché quando mi è stata presentata l'occasione di poter avere un peso reale nelle decisioni del gruppo, ho scelto di coglierla. Queste le parole di Benetton alla guida di Edizione. Intanto il mercato del lavoro in Veneto nel 2021 si è chiuso con quasi 40.000 posti di lavoro in più e un'indagine della Camera di Commercio di Treviso Belluno fa emergere come le aziende siano ancora a caccia di dipendenti. Le figure più richieste: operai specializzati, cuochi, tecnici informatici e nel settore delle vendite. Dopo il crollo del 2020, il 2021 si chiude in Veneto con un saldo occupazionale positivo di quasi 40.000 posti da dipendente, grazie soprattutto all'andamento della seconda metà dell'anno. La fotografia del mercato emerge dai dati della bussola di Veneto Lavoro, pubblicata oggi, che conferma come l'anno appena concluso sia stato per la nostra regione quello della ripartenza seguito al tonfo dell'inizio della pandemia. Crescono non solo i contratti a tempo determinato, più 38.500, ma anche quelli a tempo indeterminato. La domanda di lavoro
si è invece fermata su volumi inferiori al 2019, con un calo delle assunzioni del 9%, soprattutto nei settori di occhialeria, turismo, concia e commercio. Di contro vi sono anche incrementi, anche rilevanti, nei settori delle macchine elettriche fino ai servizi finanziari. Dati significativi anche per la provincia di Treviso. Noi veniamo da un anno in cui a Treviso ci sono state 80.000 assunzioni, quasi in linea con l'anno pre-Covid 2019, per un saldo di più 6.000 posizioni di lavoro dipendente. A questi dati si aggiungono quelli elaborati dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere, che per le province di Treviso e Belluno mettono in evidenza come le aziende siano letteralmente a caccia di nuovi dipendenti, soprattutto tra gli operai specializzati, in particolare nelle attività metalmeccaniche, poi cuochi, camerieri, tecnici alle vendite ed in campo informatico. Soltanto per il mese di gennaio le nostre imprese chiedono oltre 8.500 figure in ingresso, un numero sensibilmente superiore all'analogo periodo dell'anno precedente. Se guardiamo al trimestre, i fabbisogni sono quantificati in circa 21.000 ipotesi di ingresso. Di lavoro e di lotta al precariato e all'evasione fiscale ha parlato invece il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, che era mestre per l'assemblea organizzativa della CGIL del Veneto. Queste le priorità di Landini al governo. Se la ripresa dell'attività nel nostro paese, che tutti auspichiamo e non è ancora sufficiente, ce ne vuole dell'altra, crea ulteriore lavoro precario, non va bene. Non può esserci ripresa senza la garanzia di un lavoro stabile, sicuro e dignitoso. A Mestre, per l'assemblea organizzativa della CGIL del Veneto, il segretario generale nazionale Maurizio Landini sottolinea che l'85% dei nuovi rapporti di lavoro di quest'ultimo periodo sono precari, con una durata che non arriva a qualche mese. La nostra proposta è cancellare forme di lavoro assurde, il lavoro a chiamata, il lavoro intermittente, le false partite IVA, le inventazioni di collaborazione. Ci sono una serie di forme di lavoro che secondo noi vanno cancellate, e poi bisognerebbe fare un provvedimento in cui si stabilisce che c'è una forma di accesso al lavoro che è fondata sulla formazione delle persone e che punta alla stabilità del mondo del lavoro. La CGIL non ha preconcetti sul governo, aggiunge Landini, ma il compito di giudicarlo atto per atto nello specifico. L'accordo che ha portato al rinnovo del contratto nel pubblico impiego, ad esempio, va bene. La riforma del fisco assolutamente no. Noi abbiamo 120 miliardi di evasione fiscale ogni anno e su questo non si è discusso e non c'è alcun elemento che rafforzi la battaglia contro l'evasione fiscale, se non delle parole. Dall'altra parte quella riforma tutela i redditi medio-alti. E noi siamo un paese dove purtroppo l'85% dei lavoratori dipendenti e l'87% dei pensionati non arriva a 35.000 euro di reddito, mentre i vantaggi ce li hai da 40, 50, 60, 80.000 di reddito in su. Landini segue con attenzione la vicenda della Speedline di Santa Maria di Sala, ma allarga il campo a quella che dovrebbe essere una politica di più ampio raggio. Le delocalizzazioni non si combattono caso per caso, serve una politica industriale di questo Paese che sia in grado di costruire anche quelle nuove filiere produttive, che significa fare qui anche le nuove produzioni che dovranno essere realizzate per i nuovi modelli di auto, di mobilità. Così Landini ieri a Mestre. Ci avviciniamo adesso alla politica regionale. Oggi è un giorno importante con l'Assemblea regionale del Partito Democratico che ufficializzerà la nuova guida del Partito Democratico del Veneto con Andrea Martella. Allora ci colleghiamo con Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Nicola, siamo all'esterno della sede regionale del Partito Democratico qui a Padova, assemblea telematica quest'oggi, dove verrà ufficializzata appunto l'elezione di Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, che subentra all'uscente Alessandro Luigi Bisatto, ex sindaco di Noventa, un'elezione che ha riscontrato, secondo i primi dati, una grande raccolta, un grande consenso, perché ha conquistato in questi 2 mesi di votazioni, perché lo ricordiamo la candidatura di Martella risale allo scorso 30 ottobre, in questi 2 mesi si è proceduto alla raccolta dei voti e ha conquistato l'87% dei consensi dei militanti
quindi circa 5.000 voti sui 9.300 iscritti, un risultato solidissimo, anche se comunque Martella era l'unico candidato dopo l'esclusione di Laura Puppato, la sua rivale, per alcune presunte irregolarità nelle firme. Tuttavia, insomma, permane uno zoccolo duro di consensi che invece era destinato a Laura Puppato, ma Martella può contare su una base solida di voti, insomma oltre 5.000, insomma un buon risultato per entrare a far parte della guida di questo partito che dovrà affrontare due sfide importanti quest'anno, ovvero le elezioni al sindaco di Padova e quella al sindaco di Verona. Quindi insomma, ecco, le sfide del Partito Democratico delle prossime elezioni, insomma, le hai ben citate. Ascolta, un'altra cosa che volevo chiederti che riguarda invece il Covid, non riguarda il Partito Democratico. Oggi a Padova è previsto una nuova manifestazione dei Novax, è così? Sì, tornano a manifestare dopo la pausa natalizia. Ovviamente si tratta di una manifestazione statica, perché ovviamente siamo in zona gialla, sono vietati cortei, questo è stato chiaro, non sarà consentito nessun tipo di corteo, solo una manifestazione statica dove verranno controllate rigidamente il rispetto delle norme anti-Covid, ovvero il distanziamento e le mascherine. Manifestazione che dovrebbe iniziare nel primo pomeriggio intorno alle 3 in piazzetta Sartori, una piazzetta decentrata dal centro storico di Padova. Vedremo quanti saranno i manifestanti, perché le ultime manifestazioni prima di Natale erano state piuttosto scarse, non raggiungevano il centinaio di persone. Vediamo se dopo la pausa natalizia e soprattutto con l'avvento delle nuove regole del Super Green Pass e l'obbligatorietà dei vaccini per gli over 50, se il popolo Novax torna a rianimarsi, insomma, e a riscuotere consensi tra la popolazione. Oggi inoltre scade anche l'ultimatum degli hacker, uno degli ultimatum degli hacker dato all'azienda USL 6 dopo l'attacco del 3 di dicembre. Oggi si doveva pagare il riscatto che l'USL ha sempre negato di voler pagare, e che quindi insomma vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni anche questa vicenda. E ricordiamo qual era poi l'ultimatum, la pubblicazione dei dati sensibili? La pubblicazione di alcuni dati sensibili che l'USL comunque dice di aver messo tutto in salvo. Benissimo, grazie allora, grazie a Valentina Vesentini e anche a Francesco Ratai, quindi ci racconterai tra le tante cose anche l'Open Day vaccinale a Padova, pediatrico, l'elezione di Andrea Martella, insomma il nuovo corso del Partito Democratico regionale. Grazie e buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Allora, facciamo così, un'altra pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, è preoccupato per la Basilica di San Marco. Il cantiere, che deve costruire le barriere mobili provvisorie a tutela dell'acqua alta in cattedrale, è fermo da novembre. Tesserin però non nasconde una speranza. I cantieri sono rimasti immutati, pronti per lavorare, perché stavano lavorando. Quindi se arrivano i personali addetti, aprono i cancelli e possono cominciare a lavorare. Voglio dire, oggi che è una giornata di sole, arrivasse la squadra di 5 persone loro e cominciano a lavorare, potrebbero lavorare subito, voglio dire. Ma ragionevolmente sì. Ma io mi auguro che la prossima settimana sia la settimana che si riparte con buona lena, con personaggi che sanno perfettamente quello che devono fare, perché le ditte sono espertissime. Per la tutela della Basilica saranno poi necessari, secondo i conteggi della Procuratoria distribuiti in alcuni anni, non meno di 50 milioni di euro in investimenti. Ecco com'è. Noi consumiamo, se si può usare questa brutta espressione, non meno di 3 milioni l'anno. Questo anche prima, voglio dire, no? Adesso noi ci rendiamo conto che i danni che si stanno accumulando creano dei percorsi che non faremo in un anno. Quando noi diciamo dovremmo fare i lavori per 50 milioni vuol dire che programmiamo di dover spendere 50 milioni ma nell'arco di alcuni anni.
è assolutamente urgentissimo provvedere a finire le opere che sono state iniziate, che sono state bloccate, che sono ferme lì, che rovinano tutta la piazza di San Marco, perché non è un bel vedere che attorno alla Basilica ci siano tutti i cantieri abbandonati lì e che non si inizia il lavoro da fare, in maniera almeno di sapere che siamo in grado prima di Pasqua di chiudere questi lavori. Il problema della Basilica di San Marco, insomma i cantieri, l'urgenza di rimettere in sicurezza il simbolo di Venezia, uno dei simboli di Venezia. Poi però, qui cambiamo argomento, proprio Venezia è una location anche, come sapete, molto cinematografica. La magia del cinema cancella anche i cantieri. In questi giorni a Venezia delle riprese importanti, ma non solo a Venezia, anche nelle settimane scorse e nei prossimi mesi. Torna a trovarci, ringrazio il direttore della Veneto Film Commission, Jacopo Chessa, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, in questi giorni, partiamo proprio dai ciak di questi giorni a Venezia, una serie che si concentra su un personaggio che ha già esordito al cinema con diversi film, se non sbaglio 3, il Replay, questo personaggio molto particolare di thriller di Patricia Highsmith. Allora, come si sta muovendo in questi giorni a Venezia? Beh, c'è un set di 4 settimane su Venezia dopo essere stato a Napoli, a Procida e a Capri, e che appunto, come dicevi tu, è tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, che ha già visto René Clément, Anthony Minghella, la Cavani aver adattato questo famoso romanzo. È una serie per Showtime. Mi sentite? Sì, è una serie per Showtime, quindi è una produzione americana molto grossa con Andrew Scott e Dakota Fanning e John Malkovich, che ha girato proprio nei giorni scorsi. Quindi Venezia sarà, come già stato l'anno scorso per Mission Impossible, la location di una grande produzione internazionale nei suoi luoghi più iconici. Prima si parlava di San Marco ovviamente, ma anche San Polo, la zona della stazione, Campo San Maurizio. Allora, l'attività della Veneto Film Commission, come sappiamo, non si ferma. A dicembre ci sono state anche riprese importanti a Chioggia. Certo, guarda, ti dico, i set di questo autunno, tra autunno e inizio inverno, sono stati tanti. Mi ricordo che venne in trasmissione da voi in apertura fine agosto, perché si parlava del Festival di Venezia, certo. Come ogni anno sono vostro gradito ospite. Sì, ci sono stati diversi set. Intanto a Treviso, Le mie ragazze di carta, un film di produzione di Pepito, è una commedia che si svolge negli anni 70, che ha impegnato anche lì 4 settimane di riprese tra Treviso e Mogliano. Il film si svolge a Treviso. Lo ricordo bene perché io, abitando a Mogliano, ho visto il set, insomma, vedevo le aree del centro chiuse per il set. Hanno trasformato il cinema Busan di Mogliano in un vecchio cinema degli anni 70. Esatto, sì, è un film con Neri Marco Re, Maya Sansa, Andrea Pennacchi, di Luca Lucini, che è l'autore di 3 metri sopra il cielo. Questo è stato un grosso impegno. L'altro set parallelo, perché hanno iniziato proprio negli stessi giorni, per la stessa durata, a Chioggia, Venezia, è stato quello di Un amore di Natale, che in realtà è un titolo ancora provvisorio, prodotto dalla Lux Vide. Questa invece è una miniserie, mentre Le mie ragazze di carta era un lungometraggio. Ma non sono gli unici set, perché in realtà tra settembre e ottobre ci sono stati altri 2 grossi set. Uno è Honeymoon, che è una produzione inglese, Luna di miele, una produzione di Notorious, che è una delle principali case di produzione italiane, e Love in the Villa, che invece è un lungometraggio originale Netflix, produzione inglese, 6 settimane a Verona, quindi insomma anche quello un bell'impegno. E poi vabbè, ne avevo già menzionato, mi ricordo quando venni per il Festival di Venezia, il ritorno di Casanova di Salvatores, che ha girato un pochino a Venezia, ma soprattutto nelle campagne veronesi.
Quindi questi sono stati i 5 set aperti grossi, diciamo, tra autunno e inizio inverno. Cosa viene apprezzato di più dai registi, dagli autori del nostro territorio, al di là chiaramente del richiamo di città come Venezia? Cosa viene apprezzato di più? Ma devo dire che le cose che ci dicono in generale come feedback è scoprire la bellezza di alcuni luoghi. Per esempio Chioggia, ho parlato proprio l'altro giorno con coi vertici di Netflix Italia e mi dicevano: guarda, Chioggia, questa storia poteva essere ambientata in tanti luoghi, non aveva uno specifico, come invece Le mie ragazze di carta, perché è una storia autobiografica proprio su Treviso. E questa su Chioggia è stata una scoperta, perché loro dicevano: noi volevamo un luogo particolare, un luogo non tanto ripetibile, che avesse una caratteristica, e si erano innamorati di Chioggia. Quindi c'è molto questo sentire la scoperta di luoghi, se si parla di paesaggi. Se si parla invece di rapporto con i professionisti, devo dire che anche su questo è andata bene, perché per esempio sulle mie ragazze di carta dei professionisti veneti hanno anche lavorato su una parte che invece di lavorazione su Roma, quindi devo dire che da quel lato lì la connessione tra chi lavora sul territorio e le produzioni che vengono fuori dal territorio è sempre più forte e stretta, ed è la cosa su cui noi lavoriamo tanto. Peraltro l'obiettivo, anche uno degli obiettivi della Veneto Film Commission è proprio anche aprire gli occhi è proprio uno dei cardini, no, del Veneto Film Commission, aprire gli occhi diciamo degli autori non solo sui luoghi classici cinematografici del Veneto. Peraltro Chioggia in questi giorni è proprio finita nelle cronache anche nazionali, non solo, perché il New York Times l'ha scelta tra le 52 località da visitare nel 2022, quindi molto particolare la scoperta di Chioggia. Ci sono territori ancora inesplorati del Veneto che vi piacerebbe fare esplorare agli autori nostrani e anche internazionali? Sì, assolutamente, ci sono. Allora, per me tutta la parte, per esempio, di Rovigo, per dire, è abbastanza sconosciuta. E, devo dire, le montagne sono sfruttate sicuramente. Cito uno su tutti, Un passo dal cielo, però il Veneto ha tantissime montagne e per esempio quelle sono zone in cui mi piacerebbe portare, e stiamo anche facendo del location scouting proprio dolomitico in questi giorni. Laguna Nord anche sono zone su cui stiamo lavorando tanto e penso che abbiano delle opportunità, insomma, offrono davvero degli scenari molto molto particolari. Quindi questi sono un po' i luoghi. Poi c'è una zona che secondo me sta diventando, devo dire, molto iconica del Veneto negli ultimissimi anni, quella delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Sono zone veramente molto particolari e abbastanza uniche, anche perché sono proprio quel lembo di terra coltivato in quel modo, con quelle colline così scoscese, è davvero molto particolare. Anche lì mi piacerebbe riuscire a trovare il modo per valorizzarli. Quanto è difficile poi per gli autori sfruttare ovviamente positivamente questi luoghi senza però cadere, scusami il gioco di parole, in luoghi comuni del Veneto? Ma devo dire che queste produzioni, queste ultime che abbiamo avuto, non sono tanto non hanno quel taglio di luogo comune, sono tutte produzioni appunto in generale internazionali, e che usano la bellezza dei territori per storie che potrebbero effettivamente svolgersi anche altrove molto spesso, quindi non è tanto il presentare la venetità, passami questo brutto termine, non c'è tanto questa cosa, e secondo me sempre di meno. Poi voglio dire, ben venga anche il luogo comune ogni tanto, per esempio sulla commedia, non è una cosa che io trovo scandalosa, però non è tanto il caso di queste ultime produzioni. Ci sono tanti progetti, l'abbiamo sentito, e queste sono le note positive. Poi però c'è una nota, diciamo, negativa che riguarda il cinema in generale, ma soprattutto le sale cinematografiche. Qui poi c'è la differenza tra le piattaforme che ormai la fanno da padrone, penso a Netflix, ma non solo. Il dato sulla stampa di qualche giorno fa, con la crisi del box office nel 2021, meno 71% di incassi rispetto a prima del Covid, un incasso complessivo di circa 170 milioni di euro per un numero di
presenza è pari a 25 milioni di biglietti venduti. Un mercato evidentemente fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria. Sono dati pesanti questi per, diciamo, il cinema vissuto tradizionalmente. Sì, sono dati pesanti che riflettono anche, secondo me, una debolezza politica italiana, perché intanto paghiamo un'abitudine che è tutta italiana di non andare al cinema d'estate. Io dico questo perché l'estate è il momento in cui, da 2 anni a questa parte, il mondo è un po' più libero. Sarà così anche quest'estate, non sappiamo fino a quando. Quindi questa è già una cosa che stiamo pagando. Vi faccio un esempio: la vicina Francia, a cui ci piace sempre confrontarci, ha staccato 100 milioni di biglietti nel 21, che è la metà di quello che loro fanno abitualmente, ma 100 milioni è la media italiana degli ultimi anni, prima del Covid. Quindi c'è un problema, secondo me, a monte che si risolve con strumenti politici e culturali. Dall'altro lato è ovvio che c'è un larghissimo, amplissimo consumo di audiovisivo su piattaforma e alla tele, per cui lì è talmente aumentata l'offerta che diventa molto difficile fare. Si va in guerra a mani nude, ma ammesso che sia una guerra, però parlo dal punto di vista degli esercenti, ovviamente. Quindi anche lì la convivenza tra piattaforma e uscita sala, secondo me, deve essere armonizzata in un altro modo, perché non basta 3 giorni di uscita sala di un film che poi va su Netflix. Faccio l'esempio Sorrentino, per dirne uno, ma tanti altri. Adesso io vorrei citare 2 titoli grossi girati in Veneto, che sono anch'essi non in sala. Uno è Non mi lasciare, che è uscito proprio questa settimana, una serie su Rai 1, e l'altro è una cosa di cui non si parla tanto, ma è stato finanziato dalla Regione, quindi col nostro bando di sostegno alla produzione, che non è girato propriamente in Veneto, ma rappresenta il Veneto, che è una serie per bambini di animazione che si chiama Vladi e Mirò, del gruppo Alcuni di Treviso, che in pochi conoscono, nel senso gli spettatori generalisti conoscono poco, ma è una grandissima realtà del territorio che fa lavorare tantissimi animatori e persone legate al mondo dell'animazione. Vladimiro lo trovate su Rai Play e dal 31 gennaio su Rai Yoyo, e si svolge nelle Dolomiti Bellunesi, ve lo dico, lo raccontavo per questo. Ecco, quindi secondo te questo rapporto, il rapporto piattaforma-sala cinematografica deve essere, lo dicevi tu, maggiormente armonizzato? La perdita di una delle due fonti sarebbe, in questo caso penso alla crisi delle sale cinematografiche, sarebbe una disgrazia per il cinema? Io trovo di sì, perché senza vedere i film in sala il cinema perde tantissimo, sia in termini di esperienza, sia anche proprio di esperienza nel senso visiva, ma anche di esperienza sociale. Questa cosa, come dire, a mio avviso sarà sempre di più così sotto gli occhi di tutti, però è vero che si possono trovare degli strumenti per far convivere le due cose. Poi probabilmente ci sarà un certo tipo di cinema, ma a mio avviso prolungare le uscite sala, e poi sicuramente la multiprogrammazione nelle sale è una cosa che aiuta, perché nel momento in cui tu hai considerato che le sale, gli schermi sono sempre di meno in Italia, soprattutto in provincia, se uno non sta in una grande città ha pochissima offerta di titoli in sala, per cui la multiprogrammazione delle sale, per cui in un orario passa un film, in un altro orario ne passa un altro, è una cosa che secondo me aiuta la diffusione dei film. Poi io ieri sono stato in sala, sono andato a vedere il film dei Fratelli di Innocenza, eravamo in 8 in una sala da 200-250 posti. È ovvio che è una situazione che se continua così le sale senza gli aiuti ovviamente chiuderanno. Peraltro facevi riferimento alla tradizione dell'estate in Italia, no, ma che io sappia, che io ricordi, è sempre stato così in Italia, proprio una cultura diversa cinematografica o comunque di distribuzione. In America è esattamente l'opposto, cioè in America l'estate è un momento top della programmazione. È sempre stato così, ma perché? Ovviamente per motivi ambientali e culturali in Italia d'estate siamo abituati a stare all'aperto, e questo, figuriamoci, è una cosa che ha profonde radici culturali, per cui lottare contro questo non è così facile. Però è anche vero che
non c'è domanda perché non c'è offerta, nel senso che in America, come dici tu, su tutto il territorio americano ci sono le uscite, ma pure in Francia ci sono le uscite d'estate, anzi tante uscite d'estate, ma parlo di agosto, ed è un momento in cui poi comunque sia la gente non lavora tendenzialmente ad agosto, per cui hai anche più tempo per andare a vedere i film. Tra l'altro, secondo me, d'estate con il caldo e l'affa, la sala con l'aria condizionata è l'ideale. Però certo. questo è il mio personalissimo punto di vista. Che io ricordi l'estate, correggimi se sbaglio, è proprio il momento dei blockbuster negli Stati Uniti, o almeno fino a qualche anno fa era così. Allora, siamo quasi in chiusura del tuo collegamento, però, allora, com'è come non è? Capita sempre che ci sentiamo, ci vediamo quando siamo a ridosso di qualche premiazione, di qualche momento particolare. Allora, adesso. C'è stato, ma non è uscita la line-up, non è uscito ancora il programma. No, beh, però intanto volevo dirti che ovviamente lo sai, ci sono stati i Golden Globes in America, certo. Ci stiamo avvicinando piano piano anche agli Oscar. Allora, qualcosa sui film di cui si sta parlando in questo periodo? Quante possibilità ha secondo te Sorrentino di portarsi a casa un premio per il miglior film straniero? Questo Potere del cane di Jane Campion di cui si parla molto, ecco, cosa ci puoi dire? Che consigli ci puoi dare? Allora, io non sono tra i grandi fan di quel film, parlo di Potere del cane. Ecco, perché? Ma intanto questo western un po' particolare. Viene venduto come un western che non è tanto un western, ecco, in realtà, però quello è il meno. È un film che è anche molto interessante, diciamo che è molto, cioè io l'ho trovato molto patinato, molto cioè mi ha dato un po' fastidio proprio l'approccio visivo così oleografico, no? Questi paesaggi, questi tramonti, diventa un po' stucchevole, ecco. Io ho patito un po' quella cosa lì. Poi detto questo, non è che preferisci Don't Look Up, di cui si parla molto anche, di Adam McKay? Sì, io sono un fan, sono un fan, sì, a me piace tantissimo, poi lo so, non a tutti piace, però devo dire che Don't Look Up l'ho trovato straordinario, e a me è piaciuto anche Sorrentino, devo dire. Sorrentino non vincerà nulla, a parte che ha già vinto una volta, quindi la vedo difficile che gli facciano vincere un altro Oscar, però mi è piaciuto, l'ho trovato appunto un Sorrentino un po' svuotato dei suoi topos tipici, no? Anche nel modo di recitare, no? E da quel lato lì un Sorrentino particolare. Però vi dico una cosa sulle premiazioni, al di là di previsioni varie. C'è stato un film veneto totalmente girato da troupe veneta di Francesco Sossai, che è un giovane esordiente, è un film di diploma di una scuola tedesca in realtà, che lui ha girato a Feltre, nell'editore di Feltre, un film di genere, un horror che si chiama Other Cannibals, che ha vinto miglior opera prima al Festival di Tallinn Black Nights, che è uno dei principali festival del mondo. Volevo citarlo perché sicuramente è un talento veneto di cui si parlerà in futuro, e ovviamente non è una notizia così grossa da uscire sulla stampa generalista, è una cosa molto di settore, però ci tengo a dirlo perché quando sono arrivato a Tallinn e io sono andato al festival, non si parlava d'altro che di questo film. Io non l'ho ancora potuto vedere purtroppo, però ne parlano tutti benissimo. Ed è un regista bellunese? Allora, lui secondo me credo sia di Padova, non vorrei dire una sciocchezza. Girato a Feltre. Però l'ha girato, sì, Feltre e comunque nelle montagne lì vicino. È un film appunto Other Cannibals, in bianco e nero, molto, se ho ben capito, molto duro e molto gore. Tutto con troupe. Io da appassionato proprio di quel genere aspetto sempre la rinascita del film di genere in Italia, che fu appannaggio di registi come Mario Bava, Dario Argento, insomma nell'epoca d'oro del film di genere, quando insegnavamo noi agli altri e come si girava. Quindi il cinema di genere per me è sempre importante da tenere vivo e da non in questi ultimi anni purtroppo si è un po' perso. C'è stato qualche exploit, anche penso a qualche film del cantante di Tiro Mancino, di cui non ricordo il nome in questo momento, che si è un po' improvvisato regista, ha fatto qualcosa di questo tipo. Allora, vorrei chiudere con te solo se ci dai qualche anticipazione nei prossimi mesi di altre riprese in giro per il Veneto, o se ce le hai già dette tutte.
Ma guarda, adesso si è chiuso il nostro bando di produzione, che è un po' il momento in cui si vede che cosa si arriva, diciamo una sorta di scrematura su tutti i progetti che ci sono stati presentati. L'inverno non è proprio, adesso c'è questo grosso set di replay di cui abbiamo parlato, non è un momento di grandissime aperture di set, sarà più verso primavera e sarà determinante appunto il risultato sicuramente dei sostegni e del bando di produzione, quindi ti rimando a tra un paio di mesi con maggiori dettagli sui set che apriranno. Adesso appunto stiamo facendo tutta una fase di preproduzione, scouting con delle produzioni, però dirti con sicurezza che cosa apre e cosa non apre farei fatica. Appuntamento qui fra un paio di mesi. Appuntamento qui fra un paio di mesi, perfetto, grazie mille, grazie a Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission. Noi andiamo in pubblicità nuovamente, poi apriremo la pagina anche politica con i nostri ospiti. Pubblicità, anzi vediamo la pubblicità e anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Della scrittrice statunitense Patricia Highsmith. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. L'alta pressione delle Azzorre comanda ancora il tempo sul nostro territorio, contesto stabile e clima un po' più mite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 15 gennaio. Sul Veneto bel tempo con tanto sole ovunque, dunque situazione identica rispetto ai giorni scorsi, non si verificheranno precipitazioni, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Sulla pianura di notte non si escludono delle nebbie, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera. Temperature con andamento irregolare ma in generale lieve aumento, minime comprese tra -1 e 1 grado, massime sui 9-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, lo vedete, il cielo sarà limpido su tutte le province, qualche annuvolamento ma insomma nulla di che. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un tempo asciutto e soleggiato, anche qui cielo sereno e limpido ovunque. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in studio in diretta, allora iniziamo l'ultima parte della nostra prima edizione e torniamo a parlare della politica e allora ovviamente non si può non partire dalla partita del Quirinale, una partita sempre più a scacchi con il nodo di Silvio Berlusconi. Ieri la riunione del centrodestra con Salvini, Meloni e lo stesso Berlusconi e quindi la richiesta formale a Silvio Berlusconi di candidarsi per il Quirinale, quindi un centrodestra apparentemente compatto proprio sul nome di Silvio Berlusconi, anche se si racconta di un centrodestra che parla, che si dibatte al suo interno temendo che la scelta o comunque la decisione su Berlusconi, sempre che sciolga poi le riserve definitivamente come si chiede e come gli viene chiesto, possa essere un'arma a doppio taglio in quanto un nome che non viene accettato dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle
Quindi una partita divisiva che potrebbe, secondo qualche esponente del centrodestra un po' più timoroso, far cadere la possibilità storica del centrodestra di avere un suo, diciamo, Presidente della Repubblica legato proprio al centrodestra, di segno centrodestra. Vi faccio sentire due dichiarazioni di queste ore, poi presento gli ospiti. La prima è quella di Matteo Salvini proprio durante il confronto, la riunione del centrodestra ieri a Roma. Sentite. Io so che dopo 30 anni il centrodestra ha un'occasione storica di fare una scelta di assoluto livello che non sia necessariamente di sinistra, perché per 30 anni è stata la sinistra a dare le carte. Diciamo che dopo 30 anni, anche al Quirinale, con tutto rispetto per chi ha occupato quel posto, però con uomini palesemente di parte, pensiamo a Napolitano che fece il ministro, pensiamo a Prodi che fece il Presidente del Consiglio che non fu eletto appunto per beghe a sinistra, il centrodestra penso che abbia tutto il titolo, oltre che i numeri, per fare la sua partita. Quindi Berlusconi, nessuno può dire a Berlusconi no to no, perché è stato Presidente del Consiglio eletto di questo Paese. Io sono al lavoro e voglio dare agli italiani un'immagine di efficienza. Allora così Matteo Salvini, nessuno può dire di no a Berlusconi, quindi no ai veti su Berlusconi, però si dice anche lavoreremo. Questa mattina, direzione nazionale del Partito Democratico, sentiamo le parole di Enrico Letta. Dovremmo fare poi delle scelte. Se si dovesse andare, per esempio, alle prime 3 votazioni senza un accordo, noi dobbiamo fare, per esempio, una scelta. La scelta è quella di dire se insieme ai nostri alleati andremo a quelle prime 3 votazioni votando scheda bianca, oppure se decideremo tutti insieme di convergere su un nome in quelle prime 3 votazioni con la asticella così alta. E poi dovremmo decidere come comportarci se il centrodestra continuerà in questa scelta sbagliata, profondamente sbagliata, che hanno fatto ieri, cioè la scelta di candidare il capo politico più divisivo che possa esserci. Ogni capo politico è divisivo. Non avrebbe senso in questo momento nessuna candidatura di un capo politico, però evidentemente quando pensiamo a Silvio Berlusconi, alla storia di questi 25 anni che abbiamo dietro le spalle, è difficile pensare a un capo politico più divisivo di lui, motivo per il quale la scelta che il centrodestra ha fatto ci ha profondamente stupito ieri e anche deluso per questo atteggiamento che finisce ancora oggi per rendere le cose sicuramente più difficili. Così Letta, molto chiaro oggi, questa mattina, la direzione nazionale del Partito Democratico. Saluto e ringrazio i nostri ospiti. Allora, li vedo collegati, l'onorevole Angela Colmellere della Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora andiamo in senso orario. Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Regione, buongiorno. Buongiorno. Poi il senatore Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, buongiorno. Buongiorno. E poi Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle. Buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo da qui. Che accade? Tanto si sta discutendo, le strategie sono in campo, manca poco più di una settimana a questa votazione che è tra le più difficili, controverse, insomma, degli ultimi anni. Onorevole Colmellere, questa scelta del centrodestra di chiedere a Berlusconi di sciogliere le riserve, questo compattamento su Berlusconi, come viene vissuto nel centrodestra? È un muro contro muro che potrebbe essere un boomerang per il centrodestra se non si trova un accordo di larga parte condiviso. Oggi stamattina Letta ha offerto insomma un patto per il Quirinale con gli avversari, però non sul nome di Berlusconi. Guardi, il centrodestra su questo è piuttosto compatto, quindi noi abbiamo deciso insomma, di giocare in una partita di squadra, una partita seria, una partita che ci permetta di esprimere un candidato di centrodestra, ma che debba essere anche un candidato riconosciuto dal Paese. Quindi non mi piace pensare che ci possano essere dei veti posti su una particolare persona, ma mi auspico che comunque ci sia una convergenza
anche dalle altre parti, proprio perché la rappresentanza del Presidente dello Stato è comunque della Repubblica, è espressione di tutti noi, quindi non devono essere posti veti, ma si deve arrivare ad una sintesi. Il centrodestra su questo è ben allineato e ha le idee chiare. De Carlo, è una scelta che secondo lei troverà una condivisione, perché il PD è stato molto chiaro, insomma su quello non si può trattare, poi la politica ovviamente cambia di giorno in giorno, ma mi pare abbastanza chiaro. Beh, allora intanto facciamo una premessa, è la prima volta che il centrodestra ha oggettivamente la possibilità di indicare e fare eleggere un Presidente della Repubblica, perché nonostante abbia governato per parecchi anni negli ultimi 20, guarda caso le finestre che combaciavano con la scelta del Presidente della Repubblica, in quelle finestre il centrodestra per una serie di vicissitudini non governava, e quindi gli ultimi Presidenti della Repubblica diciamo che sono stati scelti dal centro-sinistra, e quindi mi sembra evidente. Dopodiché c'è una coalizione, è quella del centrodestra, uno dei 3 leader, tra l'altro l'unico eleggibile, perché gli altri 2 sono troppo giovani, al pari dei 4 invitati oggi collegati da casa. Noi parliamo di una cosa di cui non saremmo candidabili, non avendo nessuno di noi ancora superato i 50 anni, quindi cadono le nostre 4 candidature. Ma nemmeno Meloni e Salvini sarebbero candidabili. Se c'è all'interno di questi 3 leader un leader di questi, e quindi Silvio Berlusconi, che manifesta l'intenzione di candidarsi oppure dà la sua disponibilità, mi sembra evidente che compito del centrodestra dovrebbe essere quello di capire se ci sono i numeri per fare eleggere uno dei suoi leader, e questo credo sia assolutamente comprensibile. Tra l'altro, che ha dimostrato di avere nel Paese un discreto consenso quando si è candidato, magari differentemente da altri che oggi vorrebbero dire a quella poltrona senza essere mai passati nemmeno per le urne. E quindi anche questo il problema è che non c'è ancora la Repubblica presidenziale. Avrebbe senso questo suo ragionamento se lo votasse la gente? Non lo dica a me, che noi siamo quel partito che la chiede la Repubblica presidenziale da qualche annetto, insomma, non dall'altro ieri, quindi anzi magari noi vorremmo votare, vorremmo lasciare che non siano, per quanto io mi senta onorato di poterlo fare, so che anche Possamai e Angela lo voteranno insieme a me, quindi sono onorato di poterlo votare il Presidente della Repubblica, però mi piacerebbe che potessero votarlo i cittadini. Credo che in quel momento vedremo molti meno giochi di palazzo e molta più concretezza. Resta però un fatto, questo nome è un nome che ovviamente non piace a una buona fetta, diciamo, del Parlamento. Buon segno. Ecco, per esempio un nome che si era fatto in queste settimane tra i tanti per il centrodestra, come dire, il PD, il centrosinistra dice non necessariamente noi vi offriamo questo patto di legislatura, ma un nome anche del centrodestra ma che sia diverso. Si era fatto il nome della Presidente del Senato Casellati rispetto a Berlusconi. Sarebbe anche una donna e veneta per di più. Il centro-sinistra è fantastico, quando governa lui si sceglie il Presidente della Repubblica, quando governa il centrodestra vorrebbe dare i nomi tra i quali scegliere il Presidente della Repubblica. Vediamo, insomma, se ci sono i nomi per Silvio Berlusconi, bene, si sceglierà Silvio Berlusconi, altrimenti auspico la stessa compattezza della coalizione se si dovesse poi scegliere un altro candidato. Colmellere, questo è un messaggio, insomma, essere compatti fino alla fine. Assolutamente sì, essere compatti e quindi valutare appunto che disponibilità ci sono dal punto di vista appunto dei numeri e cercare appunto di essere uniti e fare quello che è il bene del Paese o quello che comunque il Paese vorrebbe, ripeto, senza veti ma in maniera compatta.
Possa mai, allora dal punto di vista del Partito Democratico, Letta insomma oggi ha raccontato di queste scelte che si dovranno fare, si dovranno decidere, le schede bianche eventuali, però tutto parte da un assunto di base, cioè quello di cercare un nome che non sia divisivo. E qui casca il palco, diciamo, e qui si chiude, come dire, si infrange la possibilità di avere un nome allargato, se resta quel nome lì. Ma più che altro ho grande rispetto del senatore De Carlo, lo conosco ormai da qualche tempo. Diciamo che l'approccio però che ha avuto e il ragionamento che ha appena fatto si scontra un po' con i numeri, nel senso che è verissimo che il centrosinistra non ha i numeri per eleggersi da solo un Presidente della Repubblica, è altrettanto vero che questi numeri non li ha neanche il centrodestra, nel senso che Berlusconi, se dovesse correre, ed è il tema di discussione in questi giorni sui giornali, è alle prese con uno shopping sfrenato, tra l'altro si fa guidare da una eminente figura come Vittorio Sgarbi, quindi immagino che avrà anche successo, ma sta cercando le decine di parlamentari, perché non si tratta di 4 o 5, ma decine che mancano per arrivare ad essere eletto alla quarta votazione. Allora è evidente che qui non c'è nessuno che può vantare in questo caso una primazia. De Carlo prima invece ha raccontato bene quello che è successo negli altri anni, nel senso che per una casualità, nel senso che il Presidente della Repubblica non decide nessuno quando viene votato, è ogni 7 anni, e generalmente è capitato che il centro-sinistra fosse maggioritario all'interno dei grandi elettori nelle ultime occasioni. In questo caso siamo in una condizione di sostanziale stallo, e la condizione di sostanziale stallo ovviamente richiede di trovare una figura che riesca a tenere insieme tutti. Io dico anche Fratelli d'Italia, cioè anche chi oggi sta fuori dalla coalizione di governo, perché in questo momento, e l'abbiamo detto tante volte, io trovo positivo che ci sia un governo con delle forze dell'opposizione. Sarebbe stato drammatico al fatto di avere un governo con dentro tutti e a prescindere, oltre a Fratelli d'Italia e fuori anche Sinistra Italiana. In questo caso l'idea è che sul Presidente della Repubblica invece vadano coinvolti veramente tutti. Berlusconi non può esserlo, ma lo sanno anche Fratelli d'Italia e la Lega, cioè io non sono neanche tanto convinto che Salvini e Meloni siano entusiasti di dover tenere in piedi questo palco ancora per una decina di giorni, dopodiché lo faranno, il palco cadrà e vedremo di discutere delle cose serie. Quindi secondo lei insomma si tratterà di un nome che poi viene bruciato, diciamo così? A me sembra abbastanza evidente, cioè la scenetta per cui ieri si sono trovati e hanno fatto un documento sottoscritto tra gli altri anche da Forza Italia, in cui si dice per favore Berlusconi sciogli le riserve. Devo dire, appartiene alla commedia dell'arte, ecco, più che alla politica, per cui vediamo un po' come prosegue. Scarabella, il Movimento 5 Stelle è forse ancora di più del Partito Democratico contrario al nome di Berlusconi. Quale figura invece lei vedrebbe ideale per però tenere insieme tutti? Ma diciamo che su Berlusconi farà la stessa fine di Prodi, cioè la mia previsione è questa, nel senso che sarà impallinato prima di tutto dai suoi, quindi finché dovranno tenere gioco a questa sceneggiata, come ha detto Possamai, faranno finta di muovere i fili di questo teatrino e poi si vedrà veramente quale partita si vuole giocare. Può darsi che sia tutta una mossa per facilitare anche il passaggio di Draghi al Quirinale, insomma, cioè della serie piuttosto di Berlusconi va bene qualsiasi cosa a questo punto qua, quindi può darsi che sia anche un'arma di ricatto molto forte, forse anche da questo punto di vista, però diciamo che per ora stiamo veramente giocando con la fantasia. Una figura che poteva essere all'altezza purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa, insomma, secondo me uno come veramente il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, avrebbe potuto in effetti incarnare una figura che ha avuto sì il suo passato politico e sappiamo tutti da dove proveniva, però ha anche dimostrato di avere un'autorevolezza e di saper essere una figura non ingombrante da un punto di vista proprio di gestione della politica, di educazione, di gentilezza, come è stato detto, e quindi questo vuole essere anche da parte mia un ricordo assolutamente
che come meritava una figura come quella di David Sassoli, benché non fosse ovviamente del mio schieramento politico, però senza dubbio è stata una rarità in questo scenario politico, una figura come la sua che ha saputo fare il suo lavoro senza mai calcare prime pagine di giornali, senza vivere di quella malattia che secondo me è la malattia della politica di questi anni, che è l'iperprotagonismo, cioè bisogna, qualsiasi scusa è buona pur di guadagnare una prima pagina, più di fare un titolo. Ecco, di questa malattia non soffriva assolutamente David Sassoli, e secondo me serve una figura così, che alla fine è stato anche, secondo me, in questi 7 anni quello che ha dimostrato nei fatti il presidente Mattarella, cioè una figura autorevole ma che non impegni il campo della politica a livello strumentale, come invece farebbe senza dubbio Berlusconi, perché fa parte del suo DNA, cioè sarebbe come volersi prendere in giro a tutti i costi, pensare che di punto in bianco Berlusconi smetta di essere Silvio Berlusconi e incarni quello che dovrebbe essere per i prossimi 7 anni il Presidente della Repubblica. L'ultima cosa che dico, non dimentichiamoci che il prossimo Presidente della Repubblica sarà una figura chiave che dovrà traghettare la nostra Repubblica da un sistema parlamentare così come l'abbiamo conosciuto finora al prossimo sistema parlamentare, che sarà di un Parlamento ridotto di 1/3, cioè, e questo non è un passaggio assolutamente automatico, indolore, cioè dovrà essere una figura capace di portarci in un nuovo sistema democratico, perché che se ne dica non è semplicemente la riduzione di 1/3 dei numeri, ma cambieranno veramente tantissime cose per le prossime legislature con questa pesantissima riduzione dei numeri. Allora, ipotesi Berlusconi, insomma abbiamo capito quali sono le forze in campo, quali sono gli scenari che potrebbero portare a questa candidatura. L'altra ipotesi è quella di Mario Draghi, inizialmente sembrava tra i favoriti, poi un passo indietro, poi torna in auge. Il nome di Draghi però significa portare due cose, ovviamente l'uscita di scena di Forza Italia, l'ha già detto Berlusconi, dal governo, cioè uno scenario che cambia nel governo e la ricerca di un altro premier. L'ipotesi Draghi, secondo lei De Carlo, è un'ipotesi attuabile e che conseguenze porterà? So già che mi dirà elezioni. Sì, non occorre neanche mi faccia la domanda, insomma, credo questa sia l'unica ipotesi sul tavolo. Insomma, Mario Draghi è stato chiamato come il salvatore della patria, non si sa se questa o la patria europea, insomma ce lo dirà la storia, e dovesse finire al colle, a me sembrerebbe evidente che, visto che questa legislatura poteva andare avanti solo grazie alle abilità e al grandissimo carisma di Draghi, un giorno Draghi venisse meno, troverei, visto che mancano comunque pochi mesi alle elezioni, quantomeno corretto ad andare a votare. Dopodiché, ripeto, anche su questo però io auspico comunque una certa compattezza del centrodestra, anche proprio alla luce del fatto che potrebbe essere il viatico per le prossime elezioni. Noi dovremmo da qui in avanti, come nei comuni, come nelle questioni relative proprio alla votazione del Presidente della Repubblica, dimostrare quella compattezza che altrimenti non ci fosse, metterebbe in difficoltà anche tanti nostri elettori che oggettivamente sono un po' in confusione per questa nostra capacità di essere centrodestra, ma di esserlo sia di governo che di opposizione. Ecco, quindi credo che potrebbe essere Draghi al Quirinale, potrebbe essere la maniera per compattare il centrodestra per andare alle urne. Colmellere, come la vede? Draghi al Quirinale per forza di cose porta alle elezioni, oppure ci potrebbe essere un nome che lo sostituisce a Palazzo Chigi di un tecnico? Potrebbe essere anche una soluzione percorribile, non vedo assolutamente la necessità, dovesse essere, di andare alle urne, però questo non lo possiamo appunto dire, perché in queste ore si sta definendo appunto una partita diversa e appunto stiamo aspettando che questa riserva da parte di Berlusconi possa venire sciolta. Quindi prima di fare altre ipotesi concentriamoci assolutamente su questa e permettetemi anche una sottolineatura, perché mi fa sorridere il fatto che ci sia comunque tanta agitazione in merito alla figura di Berlusconi, e questo comunque
è anche sintomatico, perché sembra quasi che ci possa essere la fine del mondo se ci fosse Berlusconi per qualcuno, quindi è curioso insomma che si stia parlando così tanto proprio di questa figura, e questo lo trovo un po' anche sì, così non proprio scontato, ecco. Possamai, la candidatura eventuale di... io non ho ben capito se a Letta piacerebbe avere Draghi al Quirinale, perché questo comporterebbe una rivoluzione all'interno del governo, oppure anche il pericolo delle elezioni, pericolo tra virgolette per chi ovviamente non vede bene le elezioni in questo periodo, Forza Italia che uscirebbe dal governo, almeno quanto ha detto Berlusconi, insomma Draghi potrebbe essere la persona ideale, però c'è questo scenario che probabilmente in questo momento secondo il centro-sinistra non è ideale. Letta non ha fatto nomi, non li ha fatti volontariamente, perché in questo momento fare nomi vuol dire bruciarli. Ha indicato un criterio, cioè il criterio è quello di cui si parlava prima, il fatto che sia un presidente che tiene insieme tutti. Anche perché, lo segnalo, cioè forse De Carlo e la Meloni hanno voglia di andare a votare, non ho la stessa sensazione né per la Lega, Salvini l'ha anche detto che bisogna andare fino in fondo alla legislatura qualche giorno fa, tantomeno per Forza Italia, quindi l'impressione che ho è che se dovesse mai essere Draghi, che potrebbe anche essere una figura che tiene tutto insieme, Draghi può farlo nell'ottica di un patto per la legislatura che poi preveda un Presidente del Consiglio che conduca il Paese nel prossimo anno e mezzo e che porti avanti la vicenda del PNRR, della vaccinazione e tutto quello che stiamo affrontando in questo momento. Quindi in questo senso mi pare che da parte della stragrande maggioranza dei partiti, ripeto, eccetto Fratelli d'Italia, la volontà di andare a votare non ci sia. Scarabella, l'ipotesi Draghi. Ma alla fine credo sia finora l'unica ipotesi veramente in campo, se non altro per questa situazione di stallo nei numeri che non consente né una parte né l'altra di poter, diciamo, avere la garanzia di eleggere qualcuno a partire dalla quarta votazione, e quindi mai come questa volta è necessario che ci sia un accordo tra le parti, o almeno tra diciamo i macro schieramenti, centrodestra e centrosinistra, e quindi questo restringe veramente di molto il campo sulle possibili figure che siano votabili sia da una parte che dall'altra. Quindi ritengo che diciamo alla luce di questo scenario Draghi sia quello che alla fine sia quello che ha più possibilità, anche se lui stesso non si è messo in una situazione molto felice, insomma. Le sue ultime hanno facilitato, ecco. Anche l'imporre, diciamo, che non venissero fatte domande su questo nell'ultima conferenza stampa ha suonato come veramente una autocandidatura quasi palese ed esplicita. E di solito no comment, insomma, ecco, quando un nome circola troppo prima difficilmente, anche se stiamo parlando comunque di Mario Draghi, è difficile che come si dice nella conclave, chi entra cardinale poi esca papa, non mi ricordo come si dice, insomma. Sì, chi entra papa. Esattamente, è il contrario, entri papa e esci cardinale, esatto. Ecco, la vedo sorridere, De Carlo, cosa... No, dico che è il contrario, giustamente, entra papa e esce cardinale. Altrimenti entrano tutti i cardinali, non escono tutti i papa, insomma, è l'ABC. È vero, è vero. Ecco, il ragionamento che è stato fatto è caduto un attimo col Mellere, lo dico alla regia, sì, adesso la facciamo rientrare, è caduta un attimo la linea, chiedo a Francesco Ceron e a Tony Poli regia. Quello che si diceva prima su Berlusconi e quindi l'ipotesi, insomma, che fanno Possamai e anche Scarabella, una specie di, tra virgolette, sceneggiata, un palcoscenico che per poi arrivare al nome vero, ma viene da chiedersi però, un politico di lungo corso come e anche molto astuto come Berlusconi questa cosa se la immagina, e quindi secondo lei si metterebbe comunque in gioco lo stesso pur sapendo di poter essere poi bruciato? Guardi, le risponderei, la chiedessi a Berlusconi, risponderebbe come ha risposto Mourinho alla prima domanda quando è arrivato all'Inter: non sono mica Pirla io.
E quindi Berlusconi risponderebbe la stessa cosa. Lui controllerà i numeri, come è giusto che faccia e come farebbe chiunque, dopodiché darà la sua disponibilità in meno. Ad oggi è l'unico che non ha ancora detto io farò il Presidente della Repubblica, nel senso gliel'hanno chiesto tutti, ho fatto trapelare tutti, ma lui non l'ha mai detto. È normale, insomma, verificherà se c'è qualche altra possibilità, qualche altro numero per arrivare a quei numeri che gli serviranno per essere eletto, ma mi sembra una roba normalissima. Dopodiché, ripeto, questo lo vedremo nei primi giorni, si inizia a votare il 24, si vota una volta al giorno, le prime 3 sono un po' interlocutorie. Ma si arriverà almeno a ridosso con dei nomi, almeno a ridosso del 24, si spera. Zanetti, la storia ci insegna che, insomma, ne abbiamo viste di cotte di crude da Andreotti, poi cioè non è che siano i trombati siano una roba che capitano una volta ogni 100 anni. Credo che quelli papabili che non vedono soddisfatta la loro voglia sono più di uno, sono stati sempre in ogni elezione. Mi guarderei più da quelli che oggi sono un po' più coperti e che giustamente magari stanno tessendo qualche strategia diversa con un'ottica diversa. Berlusconi in fondo sta giocando un po' più a carte scoperte rispetto agli altri. Questo è vero. Attraverso alcuni ambasciatori che lei ha citato prima. Allora, l'ultimo, e poi chiudiamo sul Presidente della Repubblica, perché c'è anche un'altra ipotesi, ovviamente poi ci sono nomi che circolano, abbiamo detto anche Cartabia, Casellati, insomma, l'altra, c'è un'ipotesi remota, ma come sappiamo l'impossibile non esiste, soprattutto in politica. È successo nel 2013 che Mattarella possa fare 2 anni diciamo di bis, come successe per Napolitano. Era una situazione completamente diversa, l'urgenza di quella elezione era completamente diversa, ma può restare in campo secondo voi questa ipotesi di Mattarella, oppure è definitivamente naufragata? Possa mai? Possa mai si è scollegato per un secondo, allora torniamo su De Carlo, poi Scarabella e Possa mai, e poi recuperiamo anche le domande scomode, gli altri scappano. È la tecnologia che viene a mancare. Allora, ipotesi Mattarella. Ci sono. Ecco, allora facciamo così, visto che avevo lanciato Possa mai che gioca in casa. Esatto, Mattarella, ipotesi Mattarella. Cioè, se esiste l'ipotesi Mattarella... Cioè, è ancora in piedi secondo lei come ipotesi oppure no? Lui è stato molto molto chiaro, devo dire che era stato molto molto chiaro anche Napolitano. È per quello che dico. Io ricordo, perché ero nella segreteria di Enrico Letta all'epoca, ero molto giovane, e mi ricordo che Enrico, che all'epoca era vice segretario nazionale del PD, veniva la mattina e diceva abbiamo provato, dopo Prodi, Marini eccetera, la terza, quarta chiama, arriva e fa stiamo provando a convincere Napolitano ma dice di no, stiamo provando a convincere Napolitano ma dice di no. Dopo 3 giorni alla fine Napolitano disse di sì, ma a tutti i leader politici che glielo chiedevano, fu un processo pubblico, cioè sui giornali andarono tutti a chiedergli di restare. Io non escludo che possa succedere una cosa simile, cioè che se davvero si va a uno stallo totale, che se si va molto lunghi, le forze politiche, i leader glielo chiedono. Ecco, credo che Mattarella primo non lo voglia fare, e secondo, se mai dovesse dire di sì, direbbe di sì solo nel caso che ci fosse una richiesta larghissima di un Parlamento in stallo, in cui in quella situazione avremmo gli occhi del mondo addosso e un paese che evidentemente non sta riuscendo a trovare una soluzione normale, ecco, mettiamola così. E Scarabella? Io credo che l'ipotesi bis Mattarella sarebbe possibile solo se i partiti si mettessero d'accordo alla prima votazione, cioè non come scialuppa di salvataggio nel caso la politica andasse a sfracellarsi sugli scogli, come rischierebbe di fare con un'elezione prolungata. Se prima di iniziare le votazioni si guardassero negli occhi, si mettessero i numeri in tavola e si vedesse che l'unica soluzione per dare anche un'immagine veramente di velocità, ma non nel senso di fare le cose frettolosamente, ma vista l'urgenza e l'eccezionalità del periodo che stiamo vivendo, la politica sarebbe una dimostrazione, diciamo, di
di responsabilità, però la vedo come comunque sempre comunque un segnale di debolezza. Secondo me, a parte che Mattarella è stato chiarissimo, non vuole incappare, cioè confermare quella che è stata e deve rimanere un'eccezione, cioè il bis di un Presidente della Repubblica. È vero che non sta scritto esplicitamente che non è possibile, però era uno scenario, diciamo, che i padri costituenti nemmeno si sognavano di immaginare. Sarebbe insomma, un brutto segnale, che dopo secondo 7 lei? anni e non dovrebbe, e io credo che non accetterebbe se gli venisse detto contestualmente: guarda, per 2 anni, cioè l'ipotesi del mandato breve per 2 anni, cioè o un mandato pieno o veramente si rischia, cioè, di fare una figura veramente barbina, insomma. Poi io non vivo in palazzi romani, quindi questo lo dico, diciamo, da spettatore, proprio da persona che sta vivendo questa cosa da qui, insomma, però non la vedrei come una scena, cioè la politica non ne uscirebbe bene, insomma, con l'ipotesi bis Mattarella, insomma. De Carlo, esiste ancora secondo lei questa ipotesi? È auspicabile, come dice Possamai, che magari possa essere intrapresa nel momento in cui c'è uno stallo, oppure Scarabelli dice no, che sia scelto subito evidentemente, perché arrivare poi a uno stallo e a una scelta per causa di uno stallo non sarebbe un bel segnale? Beh, al netto del fatto che non esistono mini mandati, quindi Mattarella sarebbe eletto per un mandato di 7 anni e poi sarebbe lui a dimettersi nel momento in cui magari pensa che ci siano sentiti alcuni partiti, tra l'altro il suo, perché insomma è del PD, si siano le condizioni per fare un presidente nuovo. Detto questo, credo che sul tavolo ci sia l'opzione Mattarella, insomma è inutile nasconderselo, esiste, suo malgrado, perché lo capisco, dopo 7 anni comunque con un impegno importante come quello del Presidente della Repubblica alla età che Mattarella ha, quindi si fanno sentire per tutti, c'è questa atmosfera sempre da salvataggio della nazione, che comunque è sempre, diciamo così, la fiche da mettere sul tavolo nel momento in cui si vuole convincere qualcuno della bontà di una scelta, cioè quella di farlo magari rivotarlo nuovamente. Ci servi perché devi salvare questa nazione, altrimenti noi non ce la facciamo. Quindi un'altra delle maniere in cui la politica abdica rispetto al suo ruolo, che è quello di fare sintesi e trovare un candidato che, se non è quello espresso dal centro-destra e non è quello espresso dal centro-sinistra, dovrà essere un candidato che in qualche maniera o per qualche numero, calcolo matematico, rappresenti qualcuno più di una forza politica. Credo che sia un'ipotesi in campo, penso che sia una scialuppa per il centro-sinistra, e mi sembra evidente, fa specie che magari sarebbe bello vedere i 5 Stelle rivotarlo dopo che ne hanno chiesto all'inizio del primo governo addirittura l'impeachment. Cioè, sono delle cose, la politica è l'arte dell'impossibile, per cui sono convinto che si possano rivotare anche Mattarella, però mi auguro che non sia così, perché credo che si debba recuperare un po' di maturità e fare un po' di politica e trovare la sintesi per trovare un candidato che sappia fare i prossimi 7 anni con entusiasmo e soprattutto con le energie che serviranno a questa nazione. Scarabelli vuole replicare alla frecciata di De Carlo? Ma diciamo che ce n'è più di una di forza politica che sarebbe in imbarazzo di un Mattarella bis, cioè anche la Lega mi pare che ha detto tutto il contrario di tutto su Mattarella, ma non è l'unica, insomma, quindi lasciamo stare le frecciatine, pensiamo a dare uno spettacolo decoroso, diciamo, al Paese, un segnale importante che la politica riesce a capire della situazione che stiamo vivendo, insomma. Sicuramente teatrini e tirarla lunga sarebbe quanto di peggio si potesse vedere in questo momento, insomma, si possa vedere in questo momento. Allora, un istante di pubblicità e poi torniamo in diretta e chiudiamo il tema Quirinale, ma c'è molto altro da discutere.
Rieccoci in diretta all'ultimissima parte della nostra prima edizione. Abbiamo discusso con i nostri ospiti finora del nodo del Quirinale. Adesso parliamo un po' della situazione del Covid in questa prima settimana che ha visto il rientro a scuola e, come era prevedibile, classi decimate dalle quarantene. È una situazione particolare, una situazione difficile a cui stanno cercando ovviamente di fare da tampone, scusate il gioco di parole, le varie ULS. C'è ovviamente la difficoltà anche dei presidi di mettere in campo, di mettere in atto quelle che sono le disposizioni del dell'ultimo decreto del governo, e poi all'orizzonte arriva il 20 di febbraio di gennaio, scusate, il Green Pass per i servizi alla persona, il 1 febbraio il Green Pass base per i negozi e dal 15 febbraio il Super Green Pass, quindi l'obbligo vaccinale per i lavoratori over 50, mentre l'obbligo vaccinale over 50 è già scattato. Allora, che fotografia date di questo momento, di questo periodo, e cosa c'è da migliorare? Possamai? C'è sicuramente da lavorare sulle vaccinazioni che mancano, soprattutto nelle fasce più sopra i 50 anni. Adesso bisogna vedere l'obbligo, l'applicazione dell'obbligo e l'efficacia dell'obbligo come sarà, ma quello è un punto centrale, nel senso che oggi non c'è più spazio per teorie o ragionamenti che magari fino a un anno fa potevamo fare, anche fino a 6 mesi fa. Se oggi guardiamo l'occupazione delle terapie intensive e da chi sono occupate le terapie intensive, cioè per la stragrande maggioranza non vaccinati, sebbene noi sappiamo che i non vaccinati ormai, e lo vediamo scorrere in alto anche in questa trasmissione, sono una ridotta minoranza, è evidente che lì sta il punto. L'ha detto, devo dire, con grande chiarezza anche il presidente della regione Zaia qualche giorno fa, cioè oggi non vaccinarsi porta con sé la responsabilità morale del fatto che noi negli ospedali non stiamo riuscendo a garantire più screening, visite specialistiche. È una cosa che non è pensabile. Quindi su quello bisogna lavorare, perché è evidente che io stesso oggi sono a casa positivo pur avendo la terza dose, ma ho avuto sintomi leggerissimi. Cioè la vaccinazione serve oltre a evitare di avere sintomi gravi, ma soprattutto ad evitare di andare a occupare gli ospedali e a incidere oggi sulla pressione ospedaliera, che è quella sulle terapie intensive, ma non solo, perché il tema poi è tenere gli ospedali liberi, diciamo così, dal Covid, e quindi si ripercuote su tutti gli altri reparti. Quindi questa per me è la priorità vera, e questa priorità si applica ovviamente anche alle scuole. Io sono convinto che fino all'ultimo secondo utile le scuole devono restare aperte. È evidente che a un certo punto, se non ci sono più gli insegnanti, le classi vanno in DAD, oppure a un certo punto bisogna anche chiudere, ma fin tanto che è possibile l'obiettivo deve essere tenere tutte le scuole aperte, perché troppi giorni sono rimasti a casa i nostri ragazzi. Siamo il paese europeo che ha fatto più giorni di chiusura delle scuole in assoluto. È d'accordo con la battaglia, che non è solo del Veneto ma anche delle altre regioni, di computare diversamente i casi Covid positivi? No, nel senso che credo che sia un po' un escamotage sui numeri, o meglio, penso che si possa fare solo se combinata con quello che ha proposto per esempio l'Emilia Romagna. Non so se avete visto, ma da lunedì in Emilia Romagna cambia completamente il sistema, per cui, diciamo così, inizia e finisce l'isolamento. Sarà possibile farlo anche con i tamponi fai da te, quindi farlo con una costanza, ci saranno più i 7 giorni che ci sono oggi, cioè cambia completamente il sistema, e in quel caso sì, perché si tiene molto più monitorata la situazione ed evidentemente si va meno anche a aggravare con le code dei tamponi negli ospedali, eccetera. Quindi si può arrivare a quella soluzione solo nel momento in cui si cambiano le regole, perché sennò ad oggi è semplicemente un modo per non finire in zona gialla e in zona arancione. De Carlo, la fotografia della situazione dopo questa prima settimana di scuola e poi tutte le problematiche. Fra poco vi leggerò un comunicato molto forte di Federalberghi Veneto. La situazione come la vede? Ma faccio una fotografia del mio comune intanto, che magari conosco un po' meglio. Quella 2 classi in DAD, 2 classi chiuse alle elementari, 2000 abitanti, 70 positivi, neanche uno ricoverato. Credo che il peggio, mi auguro, insomma,
che il peggio sia passato, che questa variante sia una variante molto più contagiosa ma molto meno aggressiva delle varianti che l'hanno preceduta. Credo, io mi sono vaccinato, lo sapete, ho fatto il Covid e sono vaccinato con le 2 dosi che aspettano a chi, non 3, a chi ha già fatto il Covid. Credo che si possa tranquillamente, come la Spagna pensa di fare, passare da pandemia a endemia, nel senso che ormai con il virus dobbiamo cominciare a convivere, perché il virus vorrà convivere con noi ancora per qualche anno, perché giustamente il virus non si debella ma muta, cambia, si adatta, però non vuole morire nemmeno lui, ma non vuole nemmeno che moriamo noi, perché morendo noi morirebbe lui, e quindi credo che sia un'evoluzione positiva per noi del virus, che ci impone metodi, maniere diverse di affrontarla, perché forse mutando lui dovremmo mutare anche le nostre abitudini e la maniera con cui lo fronteggiamo. Onore a tutti i medici, gli infermieri e anche gli insegnanti che in questi mesi, nonostante parecchia confusione, diciamocelo, insomma, un po' indotta da un virus che non si conosceva e un po' forse anche un po' indotta da qualche dabbenaggine, però insomma c'è oggettivamente un po' di confusione nel gestire questo virus, insomma, credo che sia palese. Onore a loro che nonostante tutto continuano a garantire servizi importanti e fondamentali soprattutto per i nostri ragazzi, sapendo quanto pagheranno i nostri ragazzi questi 2 anni di incertezza, isolamento, scuola a spizzichi e bocconi, possibilità di fare sport limitatissima, gestione della loro vita sociale ridotta al minimo. Ecco, io credo che la prossima emergenza sarà proprio quella di fare in modo che i nostri giovani rientrino in un momento, magari che hanno vissuto un momento così dedicato alla loro vita, rientrino a pieno titolo e ritornino protagonisti di questa società, dopo che per 2 anni noi adulti, tutti, compreso il sottoscritto, gli hanno rubato 700 giorni della loro vita. Ecco, tutto qua. Scarabella, la via spagnola, come dice De Carlo, può essere quella giusta? Credo che in questi primi giorni qua dell'anno l'aver usato lo slogan scuole aperte però poi mantenendo le stesse regole di fatto comunque abbia dato come risultato che un sacco di classi sono comunque a casa. Ci doveva essere anche magari un anticipo delle regole che invece dovranno scattare ai primi di febbraio, o comunque applicare un criterio molto più simile al mondo del lavoro, cioè se si applicasse il criterio delle scuole anche al mondo del lavoro, credo che non ci sarebbero ben poche aziende aperte ora come ora, perché in quasi tutte le realtà c'è qualche positivo, almeno che non siano aziende molto piccole, unipersonali, eccetera, tralasciando insomma casi di questo tipo. Quindi credo che dobbiamo veramente, vuoi o non vuoi, convivere sempre di più con questa anche nuova variante. Io mi auguro che quella che è stato definito il criterio spagnolo, che però fa notizia solo in Italia, che possa essere probabilmente uno scenario futuro plausibile, insomma, cioè una sempre più convivenza, un sempre più capire che alla fine sarà come un periodo influenzale, cioè dovremo abituarci a convivere con le mascherine nei mesi freddi, a convivere con i gel sanificanti eccetera, avere quelle regole che vanno bene non solo per il Covid, ma sarebbero andate bene anche per limitare al più possibile la diffusione dell'influenza negli anni scorsi, insomma. Allora cerchiamo di essere ottimisti, insomma non è ancora il peggio, forse non siamo ancora fuori, perché il picco almeno dei contagi è previsto
intorno alla metà di gennaio, 23 gennaio, il picco dei ricoveri secondo il modello diciamo del Veneto è intorno a febbraio, però insomma guardiamo oltre, come dicevate. Ecco, è tornata con noi l'onorevole Angela Colmelere, grazie, eccoci, siamo riusciti a recuperarla, benissimo. Allora chiedo anche a lei che fotografia dà della situazione in questo momento del Covid. Abbiamo visto una prima settimana, la riapertura delle scuole con tantissime difficoltà, si era detto si torna a scuola ma già ci sono le classi decimate, già le classi in DAD. Cosa si può migliorare? Il computo diverso dei positivi può cambiare qualcosa? Secondo lei? Intanto io mi auspico che insomma da una fase pandemica si passi a una fase endemica, quindi che la situazione diventi anche più controllabile e meno critica come la stiamo appunto vivendo. Successivamente io penso che a livello di scuola sia molto complicato in questo momento trovarsi a scuola a gestire le classi, e anche credo che sia da introdurre una semplificazione nelle procedure, perché diventa davvero difficile la fase di monitoraggio e anche la fase di controllo stante appunto le indicazioni che ci sono state date. Quindi la nostra proposta sarà proprio quella di intervenire. Lunedì abbiamo anche un incontro con il ministro Bianchi per dare anche dei suggerimenti, insomma fare delle proposte proprio per snellire e semplificare quello che può essere l'ingresso a scuola di questi alunni, il loro permanere a scuola e sicuramente anche la fase appunto di controllo da parte dei dirigenti o da chi è appunto stato nominato come referente Covid per gli eventuali controlli. Cosa vi dicono i presidi dei vostri territori? I presidi sono appunto molto impegnati in questa fase, molto impegnati anche talvolta preoccupati perché mancano gli insegnanti, perché appunto non si riesce ad avere una didattica del tutto lineare, proprio anche perché le casistiche sono molto differenti in ambito proprio di contagio, quindi si devono fare delle distinzioni anche tra caso e caso, e non è facile sempre andare appunto ad individuare la corretta procedura da attuare, o comunque per individuarla bisogna comunque spendere del tempo e non è sempre facile in questo momento così di urgenza e di emergenza. Quindi i presidi sicuramente chiedono che le procedure vengano snellite, semplificate e che si torni prima o poi insomma a questa normalità prima possibile. Ecco, questo è ovviamente l'auspicio di tutti. Quando si tornerà alla normalità, almeno dal punto di vista pandemico, bisognerà però poi recuperare, lo diceva prima De Carlo, i ragazzi e recuperare anche tutte quelle attività che ancora soffrono molto. Vi leggo questo comunicato di Federalberghi Veneto, il presidente Massimiliano Schiavon, molto chiaro, dice: il sistema non regge senza sostegno, abbiamo poche settimane, poi licenzieremo, soluzioni ora o settore fatica a riprendersi. L'occupazione delle strutture alberghiere passa da un minimo del 10% a un massimo del 40% e il mercato internazionale è scomparso e molte strutture da Verona a Venezia hanno deciso che è più conveniente chiudere piuttosto che mantenere costi ormai insostenibili a fronte di nessun sostegno. Sembra di leggere parole dell'inizio della pandemia, del primo periodo, e invece siamo ancora qui. La richiesta del settore alberghiero è quello di maggiori sostegni dal governo. Possa mai? Mi sentite? Io sento male. Sì, noi la sentiamo perfettamente. Mi può ripetere l'ultima cosa? Allora, c'è questo comunicato di Federalberghi che dice abbiamo bisogno di sostegni, di ulteriori sostegni per il turismo, soluzioni ora o il settore fatica a riprendersi, abbiamo poche settimane, poi licenzieremo. Questo è il mondo degli albergatori, il turismo. Ora vi sento. No, dicevo, è un tema che sta toccando tutti i territori, ovviamente in particolare le aree montane in questo momento. Ero in altopiano
qualche giorno fa e anche lì si riscontra in alcune località, in alcuni territori, una situazione come quella della città Federalberghi. Il punto è molto semplice, che è richiesta stavolta un'azione rapida da parte del governo, perché differentemente da un anno e mezzo fa, da un anno fa, oggi conosciamo bene sia il meccanismo dei ristori sia come funziona, diciamo così, il rapporto tra istituzioni e attività economiche in questa fase. Non è pensabile non prevedere un aiuto ai settori che rischiano di dover licenziare, quindi da questo punto di vista serve immediatamente un intervento. Ovviamente è diverso rispetto a un anno fa, nel senso che un anno fa era segnato da chiusure totali e quindi l'indennizzo poteva essere diretto e anche in molti casi indifferentemente rispetto al fatturato eccetera. In questo caso ovviamente va calcolata la parità del fatturato, però è importante perché il settore del turismo è tra quelli in assoluto più colpiti in questi 2 anni. Colmellere, onorevole Colmellere, 2 giorni fa o ieri anche un messaggio dello stesso ministro Garavaglia al turismo che chiede anche di abbassare i toni sul Covid per non spaventare ulteriormente i turisti. Sì, assolutamente. Questo è stato l'appello di Garavaglia, unito al fatto appunto che le risorse ci sono e lo Stato cercherà di fare come possibile, insomma, per andare incontro alle tante imprese, alle tante attività che stanno comunque soffrendo. Volevo anche appunto ricordare che nel milleproroghe che verrà tra poco insomma, esaminato ci sarà comunque una proroga per sostenere le imprese come aiuto di Stato, e quindi cercheremo di fare il possibile con i prossimi provvedimenti proprio per tenere in considerazione queste necessità e dare un sostegno importante. Questo come per quanto riguarda il caro bollette e per quanto riguarda tutto quello che in questo momento ci mette assolutamente in difficoltà. Quindi caro bollette sono stati destinati, la Lega ha fatto la proposta di mettere a disposizione questi 30 miliardi proprio per andare incontro alle tante attività che in questo momento chiedono aiuto. Ecco, questo è importante, ci ha detto una cosa importante perché ecco, di oggi un'altra nota della CGIA di Mestre proprio sul caro bollette con le piccole e medie imprese. È stato rilevato in queste prime settimane, in questi primi giorni, prima settimana da rientro dalle feste, aziende che di fatto stanno ritarando l'orario di lavoro con turni notturni proprio per abbattere i costi dell'energia. Quindi le piccole e medie imprese costrette a lavorare di notte per evitare di consumare meno energia. De Carlo, il turismo chiede un nuovo aiuto, altrimenti si comincerà a licenziare. Le macerie del post pandemia ci sono ancora? Oggettivamente come si pensava che non ci fossero nel momento in cui ci sono a casa in quarantena positivi all'Omicron. È evidente che ci siano. A questi si aggiungono i problemi che già le imprese montane hanno con l'energia. Sono imprese, quelle turistiche energivore, che consumano parecchia energia rispetto ad altri, ma anche la vita normale in montagna oggettivamente d'inverno ha un costo superiore. A questi aggiungiamo poi il fatto che molti alberghi sono vuoti perché mancano gli stranieri. È evidentemente oggettivo che tanti pensino, soprattutto albergatori, di tenere chiuso i loro stabilimenti e i loro alberghi in un momento in cui non c'è la previsione che qualcuno possa andarci. Poi gennaio è sempre difficile a prescindere, perché dopo Capodanno e la prima settimana fino all'Epifania ci sono 3 settimane di gennaio nelle quali o ci sono gli stranieri o difficilmente li riempiamo con le settimane bianche degli italiani. Quest'anno però è ovvio che è tutto acuito. Spero, mi auguro che il picco e il clima facciano in modo che veramente ci si liberi presto e anche di questa variante, ripeto, contagiosissima ma forse meno aggressiva delle altre, e che vengano studiati i provvedimenti per i quali anche chi è asintomatico, per quanto possa essere positivo, possa tenere una vita quantomeno normale sul modello, ripeto, che vorrebbe introdurre la Spagna, che mi sembra più ragionevole.
Bene, siamo in chiusura, davvero mancano pochi secondi alla chiusura. Io ringrazio l'onorevole Angela Colmellere, il senatore Luca De Carlo, Giacomo Possamai e Simone Scarabelli per essere stati con noi, e vedremo poi allora, tornando a Berlusconi e al voto al Quirinale, cosa accadrà nei prossimi giorni. Si definirà forse meglio il quadro. Grazie per essere stati con noi. E buona domenica. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Noi ci lasciamo con un servizio che riguarda gli alpini, perché nel 2022 gli alpini compiono 150 anni di vita. Ci saranno celebrazioni in tutta Italia fino ad ottobre e a giugno una manifestazione si terrà a Vicenza. Vediamo questo servizio e ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Un secolo e mezzo, il tempo di fare la storia. Gli alpini compiono i 150 anni dalla fondazione del corpo. Il 15 ottobre 1872 a Napoli Vittorio Emanuele II, re d'Italia, firmava il regio decreto che sanciva la nascita delle prime compagnie destinate a difendere le vallate sui confini nazionali. Per celebrare la ricorrenza, nel 2022, l'Associazione Nazionale Alpini e il Comando delle Truppe Alpine dell'Esercito Italiano promuovono una serie di eventi e di attività che si concluderanno esattamente il 15 ottobre a Napoli. Nel programma del 2022 rientreranno inoltre anche le manifestazioni per il 70° anniversario della Brigata Alpina Taurinense che, per l'occasione, con la Brigata Iulia, organizzerà ricostruzioni storico-militari con taglio addestrativo nei luoghi di alcune grandi battaglie come il Monte Grappa.